Anche questa mattina, prima di presentare le grandissimi ospiti, leggo questa paginetta di questo bellissimo libro, Il viaggio di mamma Teresa. Siamo arrivati al 4° capitolo, Una guerra senza fine. Anna Dagge rimase in convalescenza a Cervia fino alla fine di settembre e poi ritornò a casa per 4 mesi per riprendersi e per fare dei controlli periodici. Io sinceramente speravo che la guerra finisse e che lui non ripartisse più. Invece a gennaio del 1943 arrivò una cartolina dove gli veniva dato un altro incarico in un altro luogo, non più all'estero, non al fronte, ma nell'Italia del Nord. Per me era distante, ma almeno mi sembrava che non fosse in pericolo di vita. Quanto mi sbagliavo. Lo mandarono a Bressanone al deposito del suo reggimento, con servizio sedentario. Faceva l'attendente a un capitano che aveva una bimba e lui si divertiva perché a volte la portava anche a passeggio. Mi sono messa tranquilla per un periodo. Il deposito mi sembrava una buona soluzione. Mio marito mi aveva detto che ogni reggimento aveva un settore che si occupava di magazzini e degli orari di ufficio ed era proprio il posto dove avevano messo Anna Dagge. Letto questo, presento altre 2 mamme, 2 grandissime ospiti, 2 donne, non so se anche la dottoressa è mamma, ma per me siamo tutte mamme anche se non abbiamo figli, che anche loro cercano di difendere i loro figli, anche loro partono per viaggi veramente a volte impossibili per cercare di avere delle risposte, per salvare veramente i loro figli. Guardate, è una tragedia, anche questa è una guerra. Qualcuno mi dice, tu Mirella parli sempre di guerra, no, se voi mi spiegate cos'è questa che stanno facendo queste mamme. Ringrazio Michela Piccoli, Mamme No PFAS, grazie Michela di essere qui e ringrazio anche la dottoressa Vitalia Murgia. Grazie, sì. Grazie anche a lei, dottoressa Murgia, medico ISDE, perciò capite l'importanza di avere la dottoressa Murgia, ma soprattutto per capire di cosa stiamo parlando, cosa stanno facendo queste persone, queste donne, specialmente tante donne. Io con Michela ho un rapporto quasi quotidiano dove Michela mi scrive tutti i passaggi che stanno facendo per cercare di fare luce, di capire cosa sta succedendo in questo bellissimo territorio. Sono andate a Bruxelles, sono tornate a casa. Ecco, vediamo anche i servizi e poi ne riparliamo. Di fare pressione sulla Commissione europea affinché adotti una regolamentazione stringente sui PFAS, perché in questo momento le lobby sono molto potenti, le lobby della chimica sono molto potenti e stanno facendo un'enorme pressione sui parlamentari europei per deregolamentare, dicono semplificare, ma la vera realtà è che vogliono deregolamentare e quindi avere una libertà maggiore nella produzione, utilizzo e smaltimento. Le mamme No PFAS tornano ad alzare la voce per chiedere alla Commissione europea di adottare una moratoria assoluta sull'impiego delle sostanze perfluoroalchiliche. A Bruxelles hanno formalmente chiesto agli eurodeputati la messa al bando di tutti i composti chimici tossici per l'organismo. Il metodo di lotta in questi anni delle mamme No PFAS ha fatto scuola in Europa. Non so se possiamo chiamarlo un metodo, se possiamo ritenerlo nostro. Di certo che di nostro istinto abbiamo voluto parlare con tutti, parlare con chi fa associazionismo e chi vuole protestare, chi vuole fare determinato tipo di azioni, ma abbiamo scelto anche sempre e tenuto aperto sempre i canali del dialogo con tutti, anche con le istituzioni, perché è giusto capire anche le problematiche da parte di chi ci amministra. E sì, l'EEB ci ha detto proprio che stiamo facendo un po' scuola su questo e che devono imparare anche le altre associazioni a prendere esempio dal nostro operato. Mamme No PFAS, che insieme alla rete Zero PFAS Italia stanno partecipando alla 3 giorni di forum a Bruxelles, portando le istanze di un territorio ferito dall'inquinamento. Delegazioni a confronto con altre organizzazioni ambientaliste ed esperti per chiedere un cambio di passo all'Europa sul tema della tutela ambientale nelle politiche chimiche, che porti, la richiesta delle attiviste, in un futuro azzeramento della produzione delle sostanze perfluoroalchiliche. Noi mamme siamo venute ad informarci e a capire che altre strade per i PFAS ci sono, basta che vogliano intraprenderle, e questo vogliamo far capire ai nostri parlamentari italiani e anche agli altri.
Allora, Michela Piccoli mi scriveva a novembre: ciao, volevo informarti che come portavoce della rete Zero PFAS Italia sarò presente al vertice dei popoli COP30 che si terrà in Brasile, a Belém, in Brasile, dal 7 al 12 novembre. Saranno presenti 250 delegazioni internazionali. L'obiettivo è quello di lavorare insieme sui vari fronti: acqua per la vita, non per la morte, cambiare il modello per la gestione dell'energia e dell'acqua, l'acqua e l'energia non sono merci, fiumi liberi per popoli liberi, fare rete alla base di un cambiamento. L'unione fa la forza. Porterò l'esperienza delle mamme no PFAS e metterò in guardia le popolazioni che sono ignare della pericolosità dei PFAS. Allora, dottoressa Muggia, cosa ci racconta? Poi andremo anche da Michela Piccoli, ma voglio sentire anche la sua voce importante. Lei è un medico, possibile che proprio della vita delle persone non gliene importi a nessuno? Questi grandi della terra per avidità, per business, per speculazione stanno distruggendo il mondo, ma le sembra mai possibile? Eppure sono genitori, nonni, cioè cosa sta succedendo, dottoressa? Perché voi siete la voce della verità, non posso dire che non sanno. Prego. Ma cosa sta succedendo e cosa è successo negli ultimi 100 anni, direi, dall'esplosione della chimica? Un po' la causa è un po' il delirio di onnipotenza dell'essere umano, no? L'uomo era convinto, e forse lo è ancora una certa parte, di dominare l'universo, di poter fare tutto quello che si poteva, ed è arrivato ad inventare sostanze chimiche che sono potentissime per la loro azione e nello stesso tempo, come i PFAS, quasi indistruttibili o anzi indistruttibili. Questo ha portato a sottoporre i bambini di parecchie generazioni ormai, ma soprattutto queste ultime, a una serie di sostanze chimiche tossiche, pericolose per lo sviluppo del cervello dei bambini, per lo sviluppo del sistema immunitario e la salute di molti altri organi. E i pediatri in particolare siamo molto preoccupati. Siamo molto preoccupati perché queste sostanze sono neurotossiche. Il termine vuol dire che sono tossiche per il sistema nervoso centrale, quindi per il cervello e anche per gli organi periferici, e molti bambini sono danneggiati nelle loro capacità di sviluppo cognitivo, di sviluppo psicologico, affettivo dall'azione di queste sostanze. I PFAS sono tra questi e hanno rispetto ad altri proprio questa indistruttibilità che li rende pervasivi, sono dappertutto, sono nei cibi. Pensi che un bambino piccolo sotto i 2 anni assume già almeno sino a 14-28 volte di più coi cibi che mangia della dose che sarebbe considerata tollerabile, chiamiamola così, no? La dose settimanale tollerabile. Quindi un piccolo che non fa scelte, non può scegliere niente, mangia quello che gli danno i genitori, e spesso sono cibi anche baby food, assume già da 14 a 28 volte di più di quello che potrebbe essere tollerabile per un corpo umano, posto che il PFAS come tale, come sostanza, non ha nessun ruolo nel corpo umano, è una cosa estranea, è una roba che anche a 0 nanogrammi, a 0,1 nanogrammi litro può dare problemi. Allora sentiamo anche Michela Piccoli. Michela, come aggiunge, intanto sempre grazie Michela, soprattutto per l'informazione che dai. Pensa Michela che ieri avevo un medico il quale ha detto che fa malissimo mangiare il pollo, nessuno lo dice. Ecco, ha messo in attenzione questo problema, perché hanno scoperto che ci sono tanti tumori sui giovani, specialmente le persone che mangiano pollo. E capite che questa mattina aggiungiamo queste sostanze, perciò vogliamo anche capire dove arriveremo, chi dovrebbe fermare queste mamme che da anni stanno cercando di far capire l'importanza di queste sostanze nell'organismo dei loro figli. Sono i loro figli, si battono per i loro figli, non per qualcosa o per un robot. Prego Michela. Sì, il nostro lavoro appunto è un lavoro di sensibilizzazione. Chiaramente poi gli esperti, scienziati fanno la loro parte e questo è fondamentale, perché non si può portare avanti una battaglia se sotto non ci sono fondamenta solide e ci sono prove acclarate della pericolosità di queste sostanze. In questo periodo, diciamo, il
Il nostro intervento è stato appunto quello di andare all'Unione Europea e, come diceva prima bene nell'intervista l'altra mamma Laura, noi vogliamo la messa al bando della produzione di queste molecole, però allo stesso momento vogliamo anche avvisare le altre popolazioni, per cui l'occasione di andare in Brasile con questo evento in contemporanea con la COP30 è proprio quello di avvisare gli altri popoli, perché le aziende chimiche vanno dove c'è acqua. Chiaramente la Miteni di Trissino è chiusa, continua comunque ad inquinare perché non è stata bonificata, ma l'hanno trasferita in India. E abbiamo in tutti i modi cercato di contattare le popolazioni della zona di Lote, proprio nel Maharashtra, dove si trova in questo momento si trovano gli impianti della Miteni, per fare rete con le persone. Per cui il giorno della festa della donna, domenica, abbiamo incontrato le comunità indiane che vivono qui a Lonigo, nel Vicentino, e ci siamo messi in collegamento con le comunità indiane che vivono proprio là a Lotte e nel Maharashtra. Perché quello che è successo ai nostri figli non deve succedere in nessun'altra parte del mondo. Ricordiamoci che poi le aziende chimiche lavorano in maniera così precisa, è tutto quanto programmato a tavolino. Nel momento in cui un'azienda qui fallisce, loro la trasportano la mandano in un paese in via di sviluppo, dove non conoscono e non sanno niente dei PFAS, per cui questo comportamento criminale, in qualche modo un comportamento criminale, va ad inquinare e a distruggere altre popolazioni. Per cui sempre ruolo dei cittadini, ruolo dei genitori, delle mamme, dei papà e di questa grande rete che è la rete Zero PFAS Italia, che si è unita alla rete europea, è quello di andare adesso ad informare i popoli di tutto il mondo, per cui è fondamentale rimanere uniti e fare in modo che queste aziende comprendano che per loro e per il loro profitto non c'è più spazio. Senti Michela, ma non pensi che forse i grandi della terra, pochi, che hanno in mano il mondo, che decidono sulla pelle, sui corpi di tante persone, non gliene freghi niente? Perché tu stai parlando di difesa e loro invece parlano di attacco. Basta vedere le guerre come si stanno sviluppando. Ne abbiamo ormai 78, 79, pensate che numero. Ecco, tu cosa pensi? Ecco, bisogna non mollare, bisogna continuare come fate voi, perché poi alla fine qualcuno dovrà pur cedere, perché non è possibile che tutti questi 4 della terra del mondo, perché guardate che non sono, dico 4 perché sono cifre irrisorie rispetto alle popolazioni del mondo. Non ti sembra che prima o poi qualcuno dovrà ascoltare? Io vorrei vedere, sai qual è? Ecco, quello che penso sia che mi dà speranza è che quando c'è stato, tu sei anche un'infermiera poi, quando c'è stato il problema di questa pandemia che abbiamo avuti tutti, che ha terrorizzato il mondo, quando hanno preso paura perché riguardava la loro pelle, allora hanno investito, sono arrivati i vaccini, hanno investito sulla ricerca, hanno investito su quello che serviva investire, che era la salute mondiale. Allora, qua andiamo dalla dottoressa. Dottoressa, verrà pure il momento che qualcuno deciderà di investire per la salute mondiale e non solo per il proprio tornaconto? Io non so, hanno tanti di quei soldi e tanto di quel potere che io mi domando, ma è giusto dare tutto questo potere a una persona o a uno staff? Io mi domando questo, dove è arrivata la politica, ma da livello locale a livello mondiale, dottoressa? Perché noi eleggiamo per fare del bene alle popolazioni, non per distruggere le popolazioni, fare il bene dei popoli. Prego, dottoressa Murgia. Ma cosa vuole? Non credo proprio che nelle menti di chi sta attualmente
governando o sgovernando, cioè sta distruggendo il nostro mondo, e ci sia davvero il bene delle persone. Io credo che purtroppo queste persone, compresa l'industria chimica in generale, abbiano pensato al profitto e pensino al profitto. Il profitto nascosti nei palazzi del potere o nascosti nelle ville da centinaia di milioni di euro sembra la cosa più importante. Le vite degli altri, quelle messe in gioco, perché qui davvero le mamme no PFAS stanno portando avanti una difesa che riguarda loro in Italia e per l'impegno di Michela e di altre, anche quelle di persone indifese, come può essere una comunità non sviluppata che si vede piombare un'azienda di cui non sa nulla. Io penso che non sia il benessere delle persone che stia guidando chi ci governa in questo momento a tutti i livelli, e questo è drammatico, perché non tiene conto spesso neanche dei segnali di allarme che la comunità scientifica, medica, sta portando da molti anni. E ci sono storie di contaminazione da PFAS in altre parti, negli Stati Uniti, che hanno insegnato cosa succede se si lascia andare questa contaminazione, e se si lascia andare la contaminazione chimica in generale. Il danno è lento, si instaura piano, è difficile da collegare, cioè io so che entro in contatto con una sostanza chimica mentre sono in pancia della mamma, però non so quando scatterà quella molecola selvaggia dentro il mio organismo, creando il danno che poi mi porterà ad avere tumori, ad avere altre malattie. E questa distanza tra l'emissione della molecola nell'ambiente, cioè io la butto in ambiente, me ne infischio della salute delle persone, produco e vendo, e questa distanza tra questo momento e quello della insorgenza del danno è quello che rende impunite queste scelte, cioè permette a chi fa le scelte di contaminare l'ambiente di andare per strada impunita. Poi le autorità e le istituzioni, devo dirle, stanno entrando in un gioco molto pericoloso, come dicevano le interviste anche di prima, in Europa, in cui la deregulation, questa sregolazione, quella che loro chiamano semplificazione, che per noi è proprio una mancanza di regole, ci porterà ad essere sempre più contaminati. Quindi io la penso come lei, ci sono tutte queste guerre, e queste guerre sono frutto della voglia di profitto, di guadagno, anche con le armi, e noi purtroppo, esseri umani comuni, o ci svegliamo, davvero ci dobbiamo svegliare, capendo quanto stiamo rischiando tutti, oppure saremo travolti da questa ondata sia di guerre sia di malattie da sostanze chimiche. Guardi dottoressa, le voglio molto bene. Sa perché, dottoressa? Grazie. Perché con parole semplici lei ha spiegato la pericolosità e con quanta superficialità ce la stanno raccontando. Ma ce la raccontano nella maniera più sbagliata che ci possa essere. Perché quasi quasi, dottoressa, è come se fossimo noi colpevoli. Siete voi che usate quelle pentole, siete voi che usate quei prodotti. Certo che li usiamo noi, ma quando ci avete detto la pericolosità dei prodotti? Quando mai ci sarà trasparenza nel nostro paese, nel mondo, anche in Europa? Io mi domando, dottoressa, io avevo molta fiducia, sa, dell'Europa, specialmente di tante donne, perché in Europa abbiamo veramente tante donne. Perché io penso che anche questo senso materno, questo senso di organizzare, questo senso anche di legalità, che ce l'abbiamo fortunatamente, ecco, poteva portare a dei risultati ottimi. Invece sono talmente delusa, o non sono all'altezza, o non vogliono prendersi a cuore il tema, o fanno fatica a fare squadra, non lo so, ma non vedo risultati, non vedo le battaglie che fate voi, che fanno le mamme PFAS, i medici ISE, non le vedo queste battaglie, non vedo queste barricate di un'Europa che dovrebbe essere un'Europa forte, un'Europa che combatte anche per noi, perché sa, dottoressa, non è che queste persone siano là gratis.
vanno a casa con dei maloppi anche molto consistenti, hanno squadre di persone che lavorano per loro. Non si preoccupi, dottoressa, lo dico tutte le mattine, non ho mica problemi di dirle queste cose. Capisce che alla fine noi vorremmo anche trasparenza, vorremmo capire cosa fanno, cosa dicono, alla fine queste commissioni cosa portano, perché non sappiamo mai niente, si danno la colpa uno all'altro, passano il cerino e alla fine chi è che rimane col cerino in mano? Noi. Noi che ci bruciamo però, dottoressa, che ci facciamo molto male a causa sua, perché anche noi abbiamo i nostri rappresentanti in Europa, anche noi abbiamo le persone che firmano su cose sbagliate. Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cara Mirella, oggi faccio 58 anni e matrimonio. La complimenti. Intanto, va bene. E dopo, a parte questo, dopo voglio dirvi, a ste signore che fa ste mamme, non mamme, eroi, queste ne salva la vita al mondo intero, e se ora che dobbiamo dire a noi altri, alle mamme, non solo che mamme, i fiori, i nevoni, i nonni, tutti, e ti fa facere una delle cose che distruggerà il mondo se non lo fermiamo. Ma non è da adesso, è da anni. Io ho sempre trovato, però le multinazionali, io ho sempre sconto, anche le mamme che ha fatto l'occhio, che ha fatto di tutto, ma in sostanza non ha risolto niente. La potenza dei quattro delinquenti che ha il denaro, che vuol fare quello che voglio dire, ne colpa a tutti, ma non è una barzelletta, è pura verità. La battaglia che io faccio del Signore è la battaglia più importante che abbiamo da fare al mondo, non solo qui in Italia, al mondo intero. Bisogna che ci svegliamo, che non ascoltarle, a dargli un aiuto concreto, anche di denaro, di visibilità a queste persone qua, perché questa è la verità, ma c'è anni e anni e anni che andiamo avanti. Quando chi ha fatto 100 anni fa gli stabilimenti a Marghera, erano tutti contenti, perché andava a cominciare, 40.000 persone andavano a lavorare. Marghera ha rovinato il Veneto, perché l'inquinamento che aveva fatto Marghera, anche in Laguna, lo avremo ancora, va bene, perché ha avuto tanto di chi veleni che metà basta. Mi passavo 60 anni fa con una barca, va bene, per gli stabilimenti a Marghera, per andare a Venezia. Ed era l'acqua verde, celeste e brevio, perché non vedevano ancora i depuratori, va bene? E la laguna non lasciava più capi, non vedeva più niente, perché adesso la laguna c'è tutto, devono altri 500 anni minimo perché venga purificata. E queste signore che c'è qua, e c'è più importanti dei meoni, dei meassani, dei pomodoro, come ministri che noi altri. I nostri ministri non gli interessa niente. Questa gente qua di cuore che fa queste robe, bisogna dare una medaglia d'oro, ma grande come la copertura. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, però volevo dirti una cosa, guarda che domenica era l'8 marzo, tu hai detto faccio 58 anni di matrimonio, no? Li fai con tua moglie 58 anni, no? Da solo. Come si chiama tua moglie? Ecco, è caduta la linea. Ah, sei un furbo te Rinaldo, sei un furbacchione. Comunque auguri a questa coppia, 58 anni di matrimonio non sono pochi, veramente, un abbraccio da tutti noi. Vede dottoressa, quello che però traspare, Rinaldo ha detto una cosa che io non condivido, nel senso non avete risultati, e no, come avete risultati. Intanto le mamme PIFA si sono affidate a dei medici e sono nati i medici di questa associazione ISDE molto importanti, parliamo di medici, ricercatori, sono riusciti a scovare finalmente i valori nel sangue di queste persone. Ecco, se non fosse stato per loro non sapremo assolutamente niente. Capisci Rinaldo invece che hanno fatto delle cose enormi? Hanno riunito i paesi del mondo, avete sentito questa COP30. Prego dottoressa, ecco, come vede lei la situazione? Volevo invece aggiungere Rinaldo che un giorno ho sbagliato strada, anni fa, parlo e sono entrata a Marghera per sbaglio. A un certo momento mi sembrava entrare in fantascienza, dottoressa. Ho visto le acque di un colore, come dice Rinaldo, terribile, terribile dottoressa,
terri, ho detto mamma mia, ma per sbaglio sono entrata, sbagliando strada, ho detto guarda, qualcuno lassù ha detto vai a vedere Mirella, ma una roba folle, dottoressa, di un colore, io non so cosa c'era dentro quell'acqua, però faceva veramente, mi ha fatto paura. Prego dottoressa Murgia. Guardi, preciso solo una cosa, Mirella, perché il Medici per l'Ambiente, ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente, è nata nel 1989. Esatto. Poi 2 medici in particolare per l'ambiente, forse anche 3-4, hanno assistito e hanno, il dottor Cordiano, il dottor Bertola, il dottor Fazio, insomma tanti hanno assistito le mamme no PFAS nella ricerca. Però l'Associazione Nazionale è storica e si occupa di contaminazione nella Terra dei Fuochi. A Marghera io assisto, supporto con la parte scientifica il comitato di Marghera, no inceneritore, e siamo tanti e ci crediamo fortemente, lavoriamo con senso di gratuità perché è giusto così, perché questa è una battaglia che riguarda davvero tutti. Cosa le posso dire per quanto riguarda l'inquinamento generale nostro della regione? Marghera, la parte diciamo dei PFAS è un disastro ambientale e umano inenarrabile, però non è che dalle parti di Marghera si stia bene, non si è bonificato, quindi i veleni sono ancora là. 2 o 3 anni fa, nel 2023 mi pare, abbiamo fatto una ricerca sulle uova. Le uova allevate a terra con alimenti biologici contengono diossine perché il terreno è pieno di diossine e quindi chi le mangia, convinto di mangiare il frutto della terra, di scelte veramente convinte, ecologiche, mangia veleni perché la terra è piena di veleno e non è stata decontaminata. Quindi io capisco il suo stupore. A me è capitato di finire a Marghera di sera e di vedere le luci di una parte della zona diciamo industriale ancora accesa. Sembra davvero un paesaggio lunare. Il problema è che con questo paesaggio lunare noi ci dobbiamo convivere, purtroppo per le scelte. Una parola sull'Europa. L'Europa era ed è una speranza grande, cioè io spero proprio che l'Europa rimanga quello che era. Nel 2019 hanno scritto un documento, la Commissione Europea ha scritto un documento bellissimo sulla contaminazione chimica, in cui prendeva tutti i punti importanti, li sviscerava e diceva dobbiamo fare qualcosa. Però in questi 7 anni chi governa, la Commissione fa i documenti e poi chi governa in realtà o il Parlamento non lo so cosa faccia, che scelte faccia. Non sono scelte di vita, sono scelte di morte lenta di tutto il mondo, di ambiente e persone. Andiamo a vedere andiamo a Vicenza, visto che abbiamo parlato di politica, politici veneti e PFAS. Andiamo a sentire questo servizio. Adesso dovrebbe partire. Non parte? Anche il Consiglio regionale sarà coinvolto nel dibattito sulle sostanze PFAS. Arrivano martedì nell'aula di Palazzo Ferrofini 2 mozioni della minoranza. Una chiede alla Giunta un impegno sul caso Silva, l'area di tutela del bacino acquifero tra Montecchio Precalcino e Due Ville. L'altra riguarda la contaminazione presente nelle gallerie di Sant'Urbano e di Malo della Pedemontana Veneta e negli stoccaggi dei materiali di scavo. Alla Regione Veneto, secondo la minoranza, spetta l'importante compito di pianificare e intervenire sulla gestione del territorio. Molte delle vicende legate anche all'inquinamento degli acquiferi è determinata dai siti produttivi di questa regione, dall'allergia alla pianificazione che ha avuto negli anni sul proprio territorio la Regione Veneto. Abbiamo anche la fortuna adesso di avere un assessore all'urbanistica che viene dalla nostra provincia. Chiediamo che la Regione non si preoccupi soltanto di tutelare dal punto di vista ambientale il territorio, ma anche di pianificarlo per il futuro in modo tale che casi come quelli di Miteni o come quelli della SPV non si verifichino più. Una delle riflessioni più importanti che è uscita oggi è se, viste le esperienze anche gravissime che il nostro territorio ha subito dal punto di vista della contaminazione e dell'inquinamento da queste sostanze, se non sia il caso di ragionare tutte e tutti assieme, società civile,
ma in primis con gli enti e con le realtà istituzionali che hanno il compito di ragionare di pianificazione e di tutela delle risorse fondamentali come l'acqua e come la falda acquifera, se non sia il caso di stabilire dei criteri che una volta per tutte mettano al primo posto a livello di priorità la protezione dei beni comuni come l'acqua, la falda, la zona delle risorgive. Allora, Michela Piccoli, io so le battaglie che avete fatto anche in Regione Veneto, ecco, che non sono andate di sicuro a buon fine, siete stati ascoltati a mio avviso pochissimo, delle volte non vi rispondevano neppure. Adesso l'aria è cambiata, almeno noi speriamo, abbiamo un nuovo presidente giovane che è partito con la parola sociale, con la parola volontariato, con la parola di aiutare. Io non so se lo lasceranno lavorare, se la politica, la grande politica, metterà i bastoni a questo giovane uomo, però la volontà del cambiamento l'abbiamo sentita, c'è. Tu cosa ne pensi? Avete chiesto un incontro? Perché bisogna pur partire da qua e dalla regione, perché là poi alla fine che arriveranno i soldi anche per le bonifiche, perché si parla sempre di Roma, ma Roma i soldi li manda alla regione e cerchiamo anche di spiegarlo questo. Prego Michela, cosa ti aspetti e le prossime mosse? Allora, intanto bisogna cominciare a ragionare come rete. Sta diventando praticamente superfluo ormai parlare solo come mamme no PFAS, perché come hai appena fatto vedere nelle interviste Mirella, il problema legato ai PFAS non è più legato solo alla mitteni, alla nostra falda e alla nostra contaminazione, ma riguarda appunto altre aziende che stanno inquinando, e per quanto riguarda appunto le gallerie delle SVP sappiamo benissimo che nel cemento vengono utilizzati PFAS, per cui il problema PFAS si sta allargando in maniera incredibile. Non abbiamo ancora la bonifica della mitteni, cioè le problematiche sono molte. Abbiamo chiesto un incontro e chiederemo nuovamente un incontro alla Regione come Rete Zero PFAS, proprio perché vogliamo comprendere a 360 gradi che cosa hanno intenzione di fare. Parliamo appunto di inceneritori, dell'azienda di Montecchio Precalcino che la vogliono in qualche modo ristrutturare, ecco, diciamo così, bruciando rifiuti tossici. Quello che è fondamentale in questo momento è fare rete. In questo momento la rete Zero PFAS comprende 6 regioni italiane, si stanno aggiungendo altre regioni. E per quanto riguarda il Veneto abbiamo occupato tutte le associazioni del territorio veneto, per cui copriamo in pratica tutto il territorio, e questo sta succedendo anche nelle altre regioni. Perché è fondamentale e importante fare rete? Proprio perché abbiamo la possibilità intanto di ragionare in maniera più ampia ed avere un quadro più preciso della situazione. E poi perché le informazioni, i documenti e le possibilità di confronto sono estremamente diverse e hanno una forza molto maggiore. Ecco, per cui chiederemo nuovamente un invito in regione e siamo fiduciosi, speriamo insomma che ci accolgano, insomma, questo lo speriamo. Un'altra cosa che volevo dire è che appunto in Europa i più grandi scienziati ed esperti hanno detto chiaramente che i sostituti dei PFAS ci sono molecole che hanno lo stesso effetto e non hanno l'impatto che hanno i PFAS. Parliamo non solo della cosmetica, del packaging, cioè le pentole antiaderenti e tutte queste e l'utilizzo in tutte queste forme, ma parliamo per esempio anche per quanto riguarda i motori, i condizionatori, cioè anche proprio per la meccanica. Esistono tutte le forme di sostituzione. Chiaramente serve una riconversione, per fare questo serve denaro, però alla fine mettendo sul piatto della bilancia i soldi che i governi, e di conseguenza i governi siamo noi cittadini, devono spendere per riparare i danni causati da PFAS sono elevatissimi.
Per cui prima li abbandoniamo, prima abbandoniamo la produzione e l'utilizzo dei PFAS, avremo meno debito, perché attualmente solamente per la produzione che c'è in atto il debito è elevatissimo, le spese sono elevatissime per rimediare al danno. Se continuiamo a produrli, questo debito per risolvere il problema, parlano di trilioni, di una quantità di denaro che è, secondo gli esperti, quasi sarà per tutti i governi una spesa quasi insostenibile, per cui prima smettiamo la produzione meglio è, e bisogna che cerchiamo di premiare le aziende che cambiano, che vogliono migliorare, e soprattutto dobbiamo dare un aiuto a queste aziende, cioè non è che noi come mamme non vogliamo le aziende, noi le vogliamo le aziende perché i nostri figli, i nostri mariti lavorano. Però non possiamo pensare che un'azienda che conta 100 operai contamina 350.000 persone, e che crea un danno economico immenso, danno economico che poi si ripercuote sui cittadini. Spese per le nuove fonti, spese di filtrazione, spese sanitarie, spese legate all'agricoltura, sono tutte spese che poi ricadono sempre sul cittadino, perché si parla di governo, si parla di regione, si parla di comune, si parla di cittadini. Ecco. E il danno più grave è il danno sanitario. Tu vivi sapendo che nel corpo tuo e nel corpo dei tuoi figli e delle generazioni future c'è una sostanza che non sai quando esploderà, e sai sicuramente che esploderà e creerà danni, perché questo è scientificamente provato. Allora, dottoressa Murgia, quello però che non torna, Michela è stata molto chiara, ci vogliono tantissimi soldi, è vero, però per fare l'oceano ci vuole una goccia d'acqua al momento. Se noi iniziassimo invece a chiudere, ad esempio, questo sito Miteni che ancora sta inquinando, io non penso che intanto questo sito costi 3 milioni. Questo sito avrà una spesa che io sono convinta che potremmo anche sostenere, visto che troviamo i soldi per le armi. Io penso, perché la salute pubblica anche nazionale, visto che stiamo parlando anche di Taranto, non solo del nord, ecco, i soldi ci siano. Perché non vengono impiegati? Ma come fanno a non capire, passare la palla bollente al sindaco, che io ho avuto ospite, dottoressa, che era imbarazzatissimo, poveretto, perché è sua la colpa. Ma giustamente questo sindaco si ritrova eletto all'ultimo momento, con un sito che si deve chiudere da anni e non ha le risorse per farlo lui. Come fa a fare un sindaco questo? Capisce com'è facile per loro passare il cerino? E sono stati furbi e hanno fatto sì che i sindaci abbiano le patate più bollenti, non hanno soldi perché sono quelli che hanno meno risorse di tutti e pretendono che siano loro, e la causa è sua perché è lui che poi viene messo in causa. Allora, dottoressa, non le sembra che sia il tempo veramente di svegliarsi? Io ieri ho visto i giovani che scendono nelle piazze per la sicurezza, per l'ambiente, sono loro che scendono nelle piazze, sono loro che io dico da anni, dottoressa, che darei il voto ai sedicenni, glielo darei, e come glielo darei ai sedicenni, altro che non sono preparati. Provate ad ascoltarli quando parlano, se hanno voglia di parlare, perché ormai nessuno li ascolta, ma sono quelli che manifestano anche per quello a casa che è brutto, e cioè cosa fanno? L'ambiente, perché loro sta a cuore l'ambiente. Io sono sicura, dottoressa, come mi ha detto quella studentessa, guarda Mirella, un passo alla volta, piccolo, ma ce la faremo a prendere noi in mano la situazione, perché sono speranzosi, dottoressa, sono ottimisti, sono dei creativi. Io ho fiducia, dottoressa, non so quando ce la faranno, ma sono sicura che ce la faranno. Prego, dottoressa. Ma io le dico che ho moltissima fiducia nei giovani e do
tanta voglia di aiutare perché siano più sani e vivano in un mondo più sano di quello che gli stiamo lasciando, perché poi è questo il problema. Perché le cose non si fanno? Sa perché non si fanno? Perché è più facile programmare un impianto che dà lavoro magari solo a 40-50 persone, contaminare l'ambiente e poi vendere l'azienda, fallire, scappare e lasciare la patata rovente, bollente all'amministratore di turno che gli ha dato l'autorizzazione per contaminare, perché bisogna dire la verità, le autorizzazioni per questi impianti li rilasciano le istituzioni si trovano con un disastro ambientale da sistemare, un po' non ne hanno probabilmente le competenze o comunque non c'è la grande, per esempio per decontaminare i suoli della zona rossa, credo che ci voglia una vita perché hanno inzuppato il terreno di PFAS, le hanno proprio inondati. E quindi queste istituzioni cosa fanno? Spesso nascondono la testa sotto la sabbia, fingono di non conoscere il problema o che il problema sia inesistente, succede purtroppo anche questo, oppure fingono di interessarsene ma diffondendo notizie tendenziose come, non so, il livello è basso quindi non ci sono preoccupazioni. Ma chi l'ha detto? Cioè, chi l'ha detto che un livello basso di PFAS nel sangue non crea problemi? Sono tutte convenzioni questi livelli che le istituzioni stabiliscono. Quindi lei capisce che quando è sbagliato il modo di programmare, non si prende in giusta considerazione il possibile danno in fase di autorizzazione di un impianto, perché è lì che si può dire di no, soprattutto adesso che abbiamo le lezioni del passato. Quando non si sa dire di no, poi quando i guai insorgono è molto più difficile dire ai cittadini: accidenti, adesso devo sistemare un bel problema che mi sono voluto io perché li ho autorizzati e magari non li ho neanche controllati a sufficienza. Capisce quindi com'è il problema? E la soluzione, cioè i danni sanitari legati alla contaminazione chimica sono immensi, cioè dappertutto tutti gli studiosi seri dicono è meglio prevenire che curare, lo sappiamo, è così. E in Europa, se si smettesse adesso di vendere e produrre PFAS, avremo la speranza che un paio di generazioni future, cioè 100 anni, 150, forse i cibi saranno meno contaminati, forse, perché non siamo sicuri. Se continuiamo di questo passo, mangeremo solo cibi contaminati da PFAS, tutti, cosa che sta già succedendo. Giusy da Treviso, poi andiamo in pubblicità. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ho letto su un posto che i FAS sono soprattutto in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sassari. È tutta l'Italia che ha quest'acqua. Sì, che non so come faranno a rimediare questi terreni. Mai, perché è dall'Alta Italia fino giù in Sardegna, ho letto. E come dice la contaminazione è il 79% nazionale, Greenpeace lo dice, 79% nazionale, tutta l'Italia. Sì che non so quando andremo a fare queste cose qui, no? Non si potranno mai fare, insomma, ecco, o poco. Vi ringrazio. No, Giusy, hai sentito cosa hanno detto le mie ospiti? Si deve iniziare a eliminare quello che fa male con delle molecole che se lo sostituiscono e che non fanno male. Non è che non si può iniziare, si può iniziare, il problema è vedere se hanno voglia di iniziare, quello è il grande problema. Pubblicità. Era affollatissimo l'auditorium comunale di Marano Vicentino, dove la situazione relativa alle sostanze PFAS è emersa con ancora maggiore chiarezza. La loro presenza è persistente e anche i nuovi limiti europei di 100 nanogrammi per litro d'acqua non garantiscono la tutela della salute. Non si può più ragionare in termini di limiti, perché il limite non protegge veramente gli utenti, sia perché, come ho detto, sono sostanze interferenti endocrini, sia perché mettere i limiti
È un po', lo dico sempre, come mettere il cerotto su una ferita, soprattutto i limiti nelle acque. Io ho una ferita sul braccio, mi metto il cerotto, meglio perché così non si infetta, però non mi protegge dalla prossima ferita. L'acqua che arriva nelle nostre case, che viene prelevata in Veneto prevalentemente da pozzi, quindi da falde sotterranee, è un'acqua che ha percorso il territorio, quindi porta con sé quello di buono e di meno buono che incontra lungo il cammino, un cammino che dura anni in alcuni casi, e noi a volte ci accorgiamo tardi di quelli che sono i problemi che si sono generati a monte. Il caso Miteni è il più noto, ma anche dalle gallerie di Malo e Sant'Urbano della Pedemontana Veneta arrivano acque di drenaggio inquinate, senza dimenticare i materiali rimossi per realizzare l'arteria stradale. Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo della Pedemontana Veneta in alcune discariche che stanno rilasciando un composto della classe di PFAS, della famiglia di PFAS, che ha dei limiti estremamente bassi e che sta preoccupando i gestori del servizio idrico. O ben che impariamo a vivere senza PFAS, quindi a non produrli più, e quelli esistenti in qualche modo a smaltirli, o se no ce li avremo sempre, perché i PFAS hanno questa caratteristica che non si distruggono, non si autodistruggono, persistono. L'appuntamento è stato promosso da Acqua Bene Comune Vicenza col patrocinio del Comune di Marano in collaborazione con alcune associazioni ambientaliste e il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. I PFAS sono indistruttibili, hanno avuto tutto questo successo proprio perché chi li ha inventati ha inventato una molecola indistruttibile. Bello, perché così le giacche a vento sono impermeabili all'acqua e tutto quello. Ma abbiamo pensato che dobbiamo fare i conti sempre con una molecola che non è naturale? Dottoressa Murgia, quello che ha detto il dottor Bertola però è molto chiaro. Si sapeva che questa molecola era indistruttibile, sapevano benissimo, ecco il pericolo che si andava incontro. Però avete capito cosa è successo? Il business, tanto è vero che poi il dottor Bertola ha parlato delle giacche a vento. Allora l'acqua, siamo arrivati dall'acqua alla giacca a vento e chissà quante pentole, chissà quante cose, tantissime. Ma allora questa veramente io direi che è una cosa abominevole, dottoressa, perché sapevano che queste sostanze sarebbero andate nell'organismo. Stiamo parlando di ricerca, non stiamo parlando degli ultimi della classe, dottoressa. Vede, il mio terrore è come con l'intelligenza artificiale, perché alla fine sarà sempre l'uomo che la gestirà. E se non iniziamo la parola rispetto, etica, competenza, serietà, valori, noi non andremo da nessuna parte, dottoressa. Perché purtroppo la mente dell'uomo quando arriva a certi livelli diventa confusa, ecco, va nella nebbia, riesce a vedere solo quello che vuole, quello che gli interessa. Prima si parlava di ville, sì, ma non ne basta una, ne hanno 50, magari tutte chiuse, ma chi se ne frega. Cioè, capisce, dottoressa, che c'è qualcosa che solo questi ragazzi, lei ha detto fra 100 anni, forse, però almeno inizieranno a fare qualcosa. Inizieranno a muoversi, sono loro che si muovono, dottoressa, io vedo solo loro che si muovono e qualcuno sta cercando anche di tappare le ali a questi ragazzi, di chiudere la bocca, ecco, però loro ce la faranno, io sono sicura, dottoressa, un po' alla volta ma ce la faranno. Prego. Guardi, quello che dice lei è perfetto. Non solo l'hanno creata indistruttibile questa molecola, la volevano così, e le dico di più, hanno fatto qualcosa che nell'ecosistema, nella natura non esiste. Cioè la natura ha un principio che tutto si crea, tutto si riproduce, tutto si usa, no? Si riusa. Quindi mai più creerebbe una sostanza che dura per sempre. E infatti in natura i PFAS sono praticamente inesistenti. Forse c'è un legame carbonio-fluoro in una pianta, sentivo, che è anche tossica. Quindi è innaturale questa volontà di farla durare, ma loro cercavano, col delirio che dicevo prima di onnipotenza, di fare qualcosa di indistruttibile. Ma la cosa più drammatica è che sapevano dagli anni 70 che facevano male, che i loro operai nell'azienda 3M DuPont accumulavano i PFAS all'interno dell'organismo, che 8 operai avevano messo al mondo figli con difetti oculari seri,
e avevano livelli di PFAS all'interno quindi stiamo parlando di un silenzio che è durato finché una delle persone coraggiose, un avvocato coraggiosissimo, li hanno messi alle strette, li hanno costretti ad ammetterlo. Hanno fatto anche un film, si ricorda, dottoressa, un bellissimo film che io ho visto. Certo. E noi a Bruxelles abbiamo visto un bellissimo documentario, bellissimo nella sua tragicità, che spero venga tradotto o perlomeno sottotitolato anche in Italia, perché merita di essere visto, che è diverso dal film perché racconta una serie di cose anche diverse. E le dico, purtroppo lo sapevano e quindi ci hanno imbrogliato. Nessun sistema attualmente, ecco perché non vorrei che venissero più accettati impianti in Veneto che inquinano ancora, che li bruciano, che li vogliono bruciare, perché non si possono bruciare. Come ha detto il mio amico Bertola, sono indistruttibili, cioè sono piuttosto resistenti a qualunque tipo di degradazione. Questo benedetto legame fluorocarbonio che è dentro la molecola, che è il cuore delle molecole PFAS, non è distaccabile, non è disgiungibile con nessun mezzo praticamente attualmente conosciuto. E questo non lo dico io, Vitalia Murgia, ma lo dicono documenti ufficiali istituzionali di agenzie internazionali dell'ambiente, del governo degli Stati Uniti e di altri enti che dicono chiaramente non c'è un solo tipo di impianto che davvero li degradi. Quindi quando noi li facciamo bruciare, così dicono loro, li inceneriamo, stiamo solo aumentando l'inquinamento con altre forme di PFAS. L'altra cosa pericolosissima che le dico, che nessuno dice mai, è che noi siamo in grado di misurare meno dell'1% delle oltre 12.000 molecole che i nostri produttori di sostanze chimiche hanno messo in commercio autorizzati dalle istituzioni. Quindi noi quando misuriamo quanto inquina un impianto, misuriamo meno dell'1% e dell'altro 99% non sappiamo niente. Quindi è inutile che ci vogliano far credere che incenerire è un modo per liberarci del problema, è un modo per accentuare il problema. Senta, dottoressa Murgia, non è il caso che iniziamo a fare una cosa tutti assieme? Nel momento che voi incontrerete questi rappresentanti a livello regionale, nazionale e anche europeo, perché poi ci fermiamo là, perché alla fine poi sarà l'Europa che deciderà cosa fare, iniziare a dire chi vi dirà di sì, chi vi dirà di no. Cioè quando troverete, ecco, l'appoggio e quando troverete il paletto. Ecco, io con questa persona ho cercato di parlare, ho proposto, portato anche dei progetti importanti e questa persona mi ha detto che aiuterà oppure mi ha messo i paletti. Perché vede, dottoressa, la paura che loro hanno è quando ci mettono la faccia. Io ho visto, quando tu vai con le telecamere, tanto è vero, se voi notate, quando i nostri giornalisti, ma i giornalisti in generale, cercano di farli parlare, loro scappano, quasi sempre. O scappano o hanno il telefonino che è spento, ve lo posso assicurare, non c'è nessuno dall'altra parte. Però in quel momento loro ti dicono stammi lontano perché sono occupato. Non ti rispondo perché le domande che fanno i giornalisti quasi sempre, perché dobbiamo dire anche se certe inchieste, ecco, escono è merito di queste persone, di questi giornalisti, e questo non può andare bene perché sono pagati da noi, dottoressa. Loro devono rispondere, loro devono, nelle sedi istituzionali, ma se sono sempre chiuse le sedi istituzionali, quando sentite le conferenze stampa, chiarezza su quello che ci interessa, le fanno solo per dire quello che vogliono loro, a trattare l'argomento che vogliono loro. Invece io sono convinta che ci vorrebbe una conferenza stampa al mese, dottoressa, dire cosa fanno, cosa propongono, i giornalisti a fare le domande, perché guardate che abbiamo giornalisti molto preparati, attenzione a questo, guarda, è perché non li vogliono, non li fanno parlare, ma noi abbiamo delle persone preparatissime, sono i giornalisti d'attacco, quelli che fanno le inchieste. La pasta è uscita, che la pasta non era made in Italy, grazie a un giornalista. La carne avariata, putrefatta, è grazie al giornalista d'inchiesta. Perciò capite bene che io difendo la categoria perché sono veramente bravi. È il politico che non risponde, che scappa, le vedi andare su e giù tutto il giorno. Ma dove vanno su e giù tutto il giorno? Io mi domando. Guarda, il Parlamento è quasi sempre vuoto.
quasi sempre vuoto, e sono pagati, sono pagati. Capisce, dottoressa, che bisogna iniziare anche a chiedere delle risposte, perché non possiamo più dire ce ne freghiamo. No, io non me ne frego, ad esempio, dottoressa, lei neppure, Michela neppure, tante persone, tante. E se succede qualcosa che voglio tapparci la bocca, prenderemo altre strade. Qual è il problema? Però combattere, ecco, io sono dell'idea che bisogna combattere. Io sono una che, dottoressa, più paletti mi mettono e più mi stimolano. Ecco, più paletti, ecco, vengo stimolata a saltare i paletti. E questo ha portato che riesca anche a fare delle cose che non avrei mai immaginato. Ecco, la costanza di Michela, delle mamme, anche dei papà che ci sono, dei giovani, perché siamo veramente una rete molto forte, dottoressa. Il problema è che facciamo fatica a unirci, però un po' alla volta ce la faremo. Cosa dice, dottoressa? Ma sono convinta, guardi, io quando parlo di PFAS con la gente o di chimica in generale, perché nell'ambito di ISDE mi occupo prevalentemente di contaminazione chimica, e dico sempre non vi spaventate, perché mi dicono ci terrorizza, sì, ma usate questa paura, questa rabbia anche che vi viene per fare qualcosa per difenderci. Dobbiamo trasformare le paure o la rabbia in energia per investire con garbo, cioè io non sono una guerrafondaia, ma sono una che quando un'idea è convinta che debba essere difesa la porta avanti, come dice lei, a tutti i costi. E non ho timore di parlare davanti a nessuno, anche a professori di più alto lignaggio rispetto a me, che ho speso la vita facendo il pediatra a Mogliano Veneto, voglio dire, no? Però le ripeto, quando sono convinta e conosco un fenomeno lo difendo a spada tratta, quindi sono d'accordissimo. E le dico un'altra cosa, l'inquinamento non ha un colore politico, quindi noi siamo costretti e dobbiamo parlare con tutti gli orientamenti, dobbiamo chiedere con forza a tutti che ci appoggino, e ha ragione lei, facciamo la lista di chi ci risponde in maniera inadeguata e di chi ci è disinteressato, perché è anche giusto che i cittadini sappiano chi si sta prodigando per noi, per la nostra salute, e chi invece fa finta di niente, come se niente fosse. E di esempi ce ne sono, ecco, perché basta andare a delle riunioni in cui presentano inquinamenti strani e vedere politici che si arrampano sugli specchi per spiegare cose che sono inspiegabili, insomma. Grazie, veramente grazie alla dottoressa Vitalia Murgia di essere stata con noi, medico ISE. Sentiamo come ci saluta Michela Piccoli. Michela, come ci saluti? Beh, visto che hai lanciato la provocazione, mi sembra giusto accoglierla. Noi siamo state invitate al Parlamento europeo. Una parte di noi è andata su con EEB, che è questa associazione ambientalista, ma parte di noi è andata su merito alla Cristina Gabarta di Europa Verde, che è un europarlamentare del nostro territorio ed è anche lei una mamma. Per cui hai ragione Mirella, bisogna cominciare a fare nomi e cognomi. Abbiamo bussato a tutte le porte di tutti gli europarlamentari. Alcuni ci hanno risposto, ci hanno fatto entrare, altri si sono negati e sapevamo benissimo che erano all'interno dei loro uffici, altri hanno fatto finta di non esserci sì, è vero, c'è una parte della politica che è noi non abbiamo mai appoggiato una parte o l'altra dei partiti, perché siamo un movimento apartitico, però bisogna anche cominciare a dire i nomi delle persone che si sono prodigate. Una cosa vergognosa di questo governo è che l'attuale governo, a differenza di quello precedente uno spiraglio lo dava, uno spiraglio alla comunicazione. Il governo attuale purtroppo è blindato e non comunica con nessuno. Anzi, come sapete, sta facendo delle leggi per evitare che le persone possano protestare e possano anche manifestare il loro dissenso nelle decisioni che loro prendono. E questa cosa mi spaventa molto, mi spaventa non solo per
per come stanno andando le cose nei confronti della guerra, però sono tanto preoccupata non solo per i PFAS, ma sono preoccupata anche per questa mentalità chiusa che non mi fa sperare bene, ecco. Ricordiamoci che i PFAS sono l'ingrediente indispensabile negli armamenti, per cui nell'industria bellica delle armi, e sono anche un ingrediente fondamentale e importante per quanto riguarda i pesticidi. Per cui è chiaro che ci sono sotto la produzione dei PFAS degli interessi economici elevatissimi. Tu dicevi bisogna essere positivi, io voglio essere positiva, voglio credere nei giovani, perché vivere senza speranza è come se tu fossi già morto in qualche modo, no? Ti arrendi, ti lasci vivere, non vivi attivamente. E io voglio in tutti i modi lasciare questo messaggio: ognuno di noi deve pensarci a questa cosa. Può fare poco, qualsiasi, anche una goccia nel mare, ma solo divulgare, informare, aiutarci è una cosa importantissima ed è nostro dovere. Il cancro vero ha un nome e si chiama indifferenza, e noi l'indifferenza la dobbiamo combattere con tutti i mezzi che abbiamo. Se ci arrendiamo e diventiamo indifferenti abbiamo già perso. Ti ringrazio veramente. Aspetti, perché abbiamo un'altra Giampaolo da Mestre. Vai Giampaolo. Pronto? Sì, prego. Senta, io sto seguendo la signora qua perché stamattina ho captato la vostra trasmissione che prima non conoscevo, ma qua è molto interessante il problema dell'associazione e della battaglia per combattere questi PFAS, no? Ma non bisogna mica buttarla in politica, perché se la buttiamo in politica a colpa quello, a colpa quell'altro, non si raggiunge nessun risultato. Io sono una persona anziana che ha dei nipoti che ci tiene a questo problema, ma bisogna che fate, diciamo, la battaglia della riunione di tutti quelli che colgono questo problema, e no perché la destra è così, la sinistra è colà, io non capisco. Grazie Giampaolo. Michela ti vuole rispondere, prego Michela. Sì, volevo rispondere al signore perché ha perfettamente ragione. E forse non mi sono spiegata bene. E prima Mirella diceva: se qualcuno vi aiuta e se qualcuno vi dà voce, è giusto dirlo. C'è un detto che dice: bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, cioè se c'è una parte della politica che ci aiuta, che ci appoggia, che ci dà una mano, io non l'ho mai detto, però mi sto rendendo conto dopo 10 anni che forse è il caso di dare una parola in positivo e anche un riscontro a queste persone, perché c'è una parte della politica che veramente ignora completamente la parte ambientale e bisogna che anche le persone lo sappiano questo. Ora io non mi sono mai messa in politica, non mi metterò mai in politica e non mi interessa questa cosa. Però se qualcuno ci dà voce è anche giusto dirlo. Io non vado a dire di male degli altri, di quelli che non ci hanno mai dato voce, però di quelli che ci hanno dato voce è giusto dirlo. Ecco, per cui in questo senso non voglio metterla sul lato politico, però ha anche un'importanza dire chi ci ha dato una mano, chi ci sta dando una mano e chi veramente se ne frega pienamente. Ecco, io volevo invece aggiungere anche un'altra cosa per rispondere a Giampaolo. Vedi Giampaolo, tu hai detto io ho dei nipoti e ci tengo molto delle nipoti. Vedi Giampaolo, le leggi si fanno in Parlamento e noi abbiamo bisogno, per fare quello che chiedono queste persone, di avere delle leggi chiare che proibiscano fare determinate cose, che puniscano chi sbaglia
E bisogna andare in politica, Gianfranco, non è che abbia un'altra strada per dare delle risposte. Cioè la chiusura di questi siti deve essere fatta dalla politica. Cioè non è che possa farlo Michela o un ricercatore. È la politica, sia a livello nazionale, regionale, sono loro. Come ha detto giustamente prima la dottoressa Murgia, se tu l'hai sentita, ha detto le autorizzazioni le danno i sindaci. I sindaci sono eletti dalla politica. Si nascondono dietro le liste civiche, ma quando io li ospiti dico sinistra civica, ma di destra, di sinistra, spiega cos'è, perché siccome sono stati molto furbi, hanno capito che la gente cominciava a votare i civici e allora il partito ha capito che forse dietro il civico riusciva ancora ad arrivare. E Giampaolo, mi meraviglio di quello che dici. Qui abbiamo bisogno della politica, non abbiamo bisogno di qualcos'altro, di leggi veramente severe contro questo inquinamento che sta rendendo la vita impossibile anche ai nostri ragazzi. Ma ti rendi conto cosa hanno nel sangue e che battaglie stanno facendo queste mamme? Con chi le devono fare? Mi spieghi con chi le devono fare? Detto questo, pubblicità e grazie alle mie ospiti, grazie veramente. Andiamo subito da Daniele a Verona. Vai Daniele. Sì, salve, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Niente, allora solo volevo dire che per quanto riguarda l'inquinamento, FAPS e quant'altro, sono d'accordissimo su tutto, però la realtà delle cose è ben altra, nel senso che non possiamo lamentarci e poi vestirsi, andare in macchina, usare il telefono, qualsiasi cosa costruita da noi umani chiaramente provoca inquinamento di vario genere, questa è la realtà dei fatti. Quindi poi per quanto riguarda i politici contano secondo me relativamente, perché tutte le cose che i politici decidono in Parlamento sono a capo chiaramente di Confindustria, di qualsiasi organo Leonardo, organo produttivo in questo paese e quindi di conseguenza loro fanno le cose, le leggi in base a quello che decidono in quelle sedi qua. Grazie, buona giornata. Grazie Daniele, sì, ma noi parlavamo che fortunatamente c'è questa molecola che non inquina, che non fa del male, che potrebbe sostituire quella che inquina e di bonificare. Perciò le cose sono chiare, che poi noi nella quotidianità facciamo quello che facciamo, è vero, però abbiamo anche la possibilità di migliorare se mettono a disposizione queste cose che non inquinano, ecco, e che non fanno male, visto che hanno trovato la molecola pari che non fa male. Perciò Daniele qualcosa si può fare, quello che hanno detto anche i medici per l'ambiente, non è che se non si è scoperto niente che dobbiamo continuare a fare le cose che facevamo, perché c'è l'alternativa, però devono mettere in commercio. Detto questo saluto e ringrazio veramente Graziella Lazzari, Presidente ANFAS Mestre. Grazie Graziella di essere qui, veramente è un piacere averti ospite. Allora non so se hai seguito, io vorrei parlare del mondo dei diversamente agili con te, cosa speri in questo 2026? Sono cambiate tante cose anche in regione. Prego Presidente, spieghiamo dal suo osservatorio cosa ci dirà Graziella Lazzari. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per il tuo invito, Mirella. Noi siamo un'associazione di famiglie con persone con disabilità e adesso anche di persone con disabilità, perché gli hanno dato la possibilità a chi può di essere anche nostri soci. Allora, quello che sta cambiando è proprio una rivoluzione copernicana, perché vediamo che sulla base della iscrizione al RUNS abbiamo visto che il terzo settore è diventato un settore, anzi abbiamo scoperto che è un settore enorme e che di fatto nella nostra realtà porta avanti un sacco di lavoro che riguarda non soltanto l'assistenza, ma riguarda anche il tempo libero, riguarda l'abitare, riguarda tutto quello che può intervenire nella vita di una persona con disabilità e della vita delle persone fragili, perché Mirella, stiamo diventando tutti più vecchi e purtroppo nella vita la vecchiaia non è che per quanto si possa invecchiare bene non è che sia che manchi di non autosufficienza.
Noi intanto ti dico subito che il 25 di questo mese al Rama, quindi al padiglione Rama, faremo un convegno sull'amministratore di sostegno. Amministratore di sostegno perché ci sarà un cambio anche qua di paradigma, perché l'amministratore non può essere quello che si sostituisce alla persona, ma quello che aiuta la persona. Non può essere quello che è adesso una rendicontazione numerica e economica a un giudice tutelare, ma deve guardare alla vita nella sua interezza della persona con disabilità. E quindi ne parleremo insieme con avvocati, con giudici, con famiglie, con persone che fanno già l'amministratore di sostegno, perché è un intervento che va a sostituire l'interdizione e l'abilitazione, ma che non è al pari né dell'una né dell'altra, quindi bisogna capire bene dove stiamo andando e quale percorso prendere. La seconda cosa è che dopo mezzo secolo, pensa, mezzo secolo, si parla finalmente di progetto di vita, perché il progetto di vita era contenuto nella legge 328 del 2000, noi siamo nel 2026. Però le persone quando non muoiono possono anche aspettare, che dopo sia una generazione intera che aspetta, tu sai benissimo tanto quanto me che cosa significa per le famiglie, per le persone con disabilità. Perdono tutte le opportunità ed è una generazione intera che ha perso tutta la possibilità di vedere come poteva essere la sua vita in maniera diversa. E poi invece quello che stiamo vivendo, non solo noi come enti gestori, ma tutti quanti nel terzo settore, comprese anche le case di comunità, che saranno le future, compresi anche gli ospedali, la carenza del personale. La carenza del personale è una questione gravissima e stiamo facendo gli scafisti di ritorno, perché siamo noi adesso che andiamo a prenderli nei paesi terzi. E poi non ultima, per quanto ultima ma non meno importante, la revisione delle professioni, perché l'operatore sociosanitario non è più sufficiente all'interno dei nostri servizi, ma abbiamo bisogno anche del tecnico, dell'infermieristico, o quello che si chiamava tanti anni fa, quando io sono entrata in ospedale, l'infermiere generico. Ma che in ogni rivoluzione sappiamo che perdiamo qualcosa e che poi ci accorgiamo che quella perdita è stata una perdita particolarmente importante. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie e saluto i tuoi ospiti. Allora io sono d'accordo con te Mirella, che dovrebbero essere le Olimpiadi e basta, no? Olimpiadi e Paraolimpiadi. Ci dovrebbero essere Olimpiadi, punto, per tutti. Un'altra cosa, 2000 anni fa, quando facevano le Olimpiadi, si fermavano le guerre. Adesso invece non si fermano le guerre. Non solo, ma si protesta perché certa gente di certi paesi è ammessa alle Olimpiadi perché il paese è in guerra. Allora, quando 2000 anni, più di 2000 anni fa, che fermavano le guerre, a che cosa ci è servito 2000 anni di cristianesimo, che dovremmo volerci bene, amarci, rispettarci, perdonarci? Cioè, 2000 anni fa riuscivano a fermare le guerre e adesso non riusciamo a fermare le guerre con tutto questo cristianesimo. Non ci posso credere. Adesso, in quanto all'inquinamento, ieri hanno fatto vedere che avevano bombardato 30 centrali petrolifere in Iran e c'era un fumo immenso, nero, che inquinava da morire e tutti a guardare. Ma dove sono questi verdi? Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone, mi hai proprio anticipato nella domanda che volevo fare
alla nostra Presidente Graziella Lazzari come vede, come sente queste Paralimpiadi. Ecco, è una cosa, io vi invito a guardarle perché guardate che sono esempi di vita questi, indipendentemente da questi atleti, sono esempi di vita, di forza, di resilienza. Veramente guardate questi veramente meravigliose creature, quello che sono riusciti a fare nonostante questi diversamente agili, perché io non sopporto, guarda, veramente questa parola disabilità, proprio faccio una fatica a dirlo, Graziella, che tu non, sempre di più poi mi viene. Ecco, leggo tranquillamente un libro che non ho mai letto e sta parola fa fatica a uscirmi, come dire Mirella non dirla. Ecco, come vedi queste Paralimpiadi, Graziella Lazzari? Io concordo con quello, con il signore che ha appena parlato, e lo abbiamo detto anche a Verona, che sarebbe opportuno di fare le Olimpiadi e basta, e non le Paralimpiadi, anche perché devono essere sempre dopo, perché non possono essere insieme, dove manca. Certo che le velocità sono diverse, certo che bisogna considerare, però fanno tante cose, si potrebbe fare anche la media dei percorsi eccetera. Io ho visto ieri la discesa, non so, dell'ipovedente, a parte il fatto che la sincronia tra lei e il suo come si dice, il suo facilitatore, ecco, il suo facilitatore è stata esemplare, è stata una roba splendida. Io certo che le seguo quando posso, ovviamente, quando non lavoro, perché non è che possiamo essere sempre davanti alla TV, però altro che se è un esempio di resilienza. Altro che se dobbiamo pensare che facevano i 100 all'ora. Pensa, il suo tutor che fa i 100 all'ora, quasi quasi potrebbe presentarsi anche lui. No. Ecco, quindi di sicuro noi non possiamo pensare, cioè noi adesso parliamo di persone, non più persone né anziani né fragili né questo né quest'altro, perché ho di persone fragili proprio per evitare lo stigma, no? Perché guardate che oggi come oggi si dice ancora handicappato, ma lo si dice in maniera dispregiativa non fare l'handicappato. Non è che dobbiamo dire no, ma tutto è scomparso e tutto va bene, Madama la Marchesa, ma assolutamente no, assolutamente no. E stiamo considerando che è un peso per la società, è un peso perché costa tanto, è un peso l'anziano, è un peso l'immigrato, è un peso tutto quello che vogliamo. Però guardate che con questo inverno demografico, se non pensiamo ad altre politiche, una società è destinata a scomparire con il 2% di crescita. Noi siamo allo 0,70 e con gli immigrati arriviamo all'1,38. Quindi facciamoci una considerazione e poi, come sono scomparse tutte le civiltà, scompariremo anche noi. Allora saluto e ringrazio avvocata Alessandra Bocchi, finalmente ce l'abbiamo ospite. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutte, grazie per l'invito, sempre graditissimo, grazie. Allora avvocato, cosa ci racconta di questo 8 marzo? Cosa ci racconta della situazione femminile? Cosa ci racconta di questi uomini che non lasciano che questa donna cresca, una fatica enorme, abbiamo sentito i dati ieri, non ci siamo proprio, sono dati ufficiali, e soprattutto la competenza che molte donne hanno, ma fa fatica a emergere perché se non riesci a salire la scala. Ecco, come vede lei la situazione per quanto riguarda la figura femminile, avvocato? Ma io la figura femminile, Mirella, la vedo in maniera differente nel nostro paese, perché abbiamo un'Italia al nord dove la donna lavora molto, ha anche a volte dei salari più alti rispetto a quello che è il lavoro maschile. E poi c'è una parte dell'Italia, quindi una donna invece italiana, centro e sud, dove magari non lavora, non ha salari, non ha entrate. Ecco, io vedo una donna italiana molto divisa, vedo una donna italiana che avrebbe bisogno di comunque fare. C'è ancora un grande numero di donne che non lavorano e questo è secondo me un problema, come le dico sempre, una donna senza autonomia economica
non riesce a vivere, a sopravvivere, magari a volte dove ci sono magari condotte maltrattanti, di femminicidi, situazioni appunto che la tengono unita e legata all'uomo perché appunto non ha questa capacità economica. È una donna che secondo me nel 2026 ancora deve fare ancora molto. Quindi è una donna che per me deve partire da un presupposto, ma dobbiamo farlo con le nostre figlie. Dobbiamo farle capire che non è con i video Instagram che si diventa lavoratrici, ma è con l'impegno e con lo studio. Dobbiamo farlo capire alle giovani ragazze che cosa effettivamente è il lavoro e quanto è importante l'impegno. Questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda invece la situazione femminicidi e violenza, non mi pare sia cambiato molto, le mimose non fanno cambiare tanto, se ne parla sì, però c'è sempre questa violenza sommersa vera che poi effettivamente a mio avviso non viene fatta emergere, quindi c'è molto da fare ancora. Avvocato Bocchi, io l'ho invitata anche per parlare della famiglia nel bosco, proprio di questa figura femminile. Io ero un compleanno domenica sera e c'erano tante avvocate, anche avvocati, ma molte avvocate, e tra loro c'era chi era favorevole e chi era contrario a questa incredibile situazione che si è creata, chi era favorevole ad aver tolto questa figura femminile e chi invece dice no, i bambini hanno bisogno. Lei dal suo punto di vista come vede questa situazione? Guardi, io Mirella ho una voce molto fuori dal coro rispetto alla famiglia nel bosco. Io purtroppo faccio molta famiglia, lei lo sa, però quando vedo che ci sono donne così vengono descritte proprio come ostili, vengono descritte come donne che hanno condizionato dei bambini, 3 bambini piccoli, che addirittura l'ultimo fatto che sentivo che le insegnanti addirittura sono state, io non so se sia vero perché poi sa anche tutto questo effetto mediatico nuoce a quello che è il vero processo per la tutela dei minori, perché il Tribunale dei minori deve o dovrebbe tutelare i minori. Ecco, sembra che siano state bastonate e che la madre, appunto Catherine, abbia in un certo senso dato un consenso ai figli per questo tipo di azione. Sembra che fosse una madre che non volesse curarli, che non volesse effettivamente farli studiare. Non dimentichiamo che loro sono finiti in ospedale perché intossicati da funghi, quindi velenosi logicamente. Quindi io sono assolutamente, la mia probabilmente è una delle poche opinioni, io sono contraria a questo modo di essere mamme. Io sono contraria a questo modo di vivere ancora come se fossimo nel Medioevo, in una casa in cui non ci sono delle infrastrutture, in cui non c'è un'educazione, in cui non c'è un'alimentazione, in cui non ci sono dei principi da dare ai figli. Quindi io appoggio quello che è il Tribunale dei minori territorialmente competenti. Io appoggio quello che dicono loro e credo che i periti, e spero, i giudici stiano lavorando al meglio per questi minori. Vorrei sentire anche la voce di Graziella Lazzari, perché sempre di fragilità parliamo, sempre di persone che non possono difendersi, che sono i bambini. Ecco, tu come hai vissuto questa situazione, Graziella? Microfono. I figli ad una madre, come nel mondo animale, la madre cerca di fare in modo di proteggerli e di tenerli magari in maniera sbagliata, magari approcciata in maniera diversa, però i figli non si tolgono ai genitori. Non è lo Stato che deve intervenire perché ha sbagliato tante volte. È vero che una persona istituzionalizzata diventa quello che sono diventati quei bambini là. Magari nell'approcciarsi ad una vita diversa, in una casa diversa, perché giustamente dice l'avvocato, non aveva le infrastrutture per far vivere dei bambini, certamente negli anni 50 si viveva tranquillamente così, ma oggi no, quindi sono 70 anni dopo, però si sta distruggendo una famiglia che non è, e poi che non era così poi mal ridotta. Diciamo che se ho sentito bene, loro avevano anche degli amichetti, loro potevano frequentare la scuola in maniera diversa, potevano imporre la scuola perché la scuola è dell'obbligo, però ci sono anche possibilità di fare la scuola a casa. Loro non so quanto l'abbiano fatta o meno, però i bambini non sono così evoluti dal punto di vista scolastico.
della scolarità. Se hanno detto è giusto, perché giustamente dice l'avvocato, questo effetto mediatico non aiuta nessuno, non aiuta assolutamente nessuno. Però io dico, io lo sarei diventata anch'io, certamente che non avrei assolutamente giustificato i bambini che picchiano gli insegnanti, però io so che quando istituzionalizziamo delle persone, non tutte, ma alcune hanno questo tipo di reazione. Lo hanno sia se sono persone con disabilità, ma a quanto vedo lo hanno anche persone non disabili, e non si può pensare che una mamma sia assoggettata alle regole di una comunità. Non è possibile. Si doveva dare un aiuto in maniera diversa, però questa è la mia opinione, quindi lungi da me il fatto di dire che hanno sbagliato. Io l'approccio l'avrei fatto in maniera diversa, perché io so quanto ho lottato per mia figlia perché abbia poche cose che tra l'altro non mi sono mai state date, ma visto che non mi manca la possibilità l'ho fatto da sola. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno. Ciao ai tuoi ospiti. Allora, per quanto riguarda la famiglia nel bosco che ha anche rotto anche i totani ogni giorno su tutte le reti private. Ecco, allora io mi faccio delle domande. Punto 1, ma nel 2026 esiste gente che vuole vivere nel bosco come il tempo dell'età della pietra? Dov'è? Cioè, allora io parto da questo presupposto. Come si fa a vivere lontani dalla società? Punto 1. Punto 2, allora se le nostre leggi hanno ritenuto che i due genitori non sono idonei per questi bambini, un motivo ci sarà. Ok? Io mi faccio queste domande, la madre soprattutto e anche il padre. Ecco, allora, poi c'è tutto, secondo me c'è anche dell'altro che non vogliono dire e tutto quanto, però io certe domande me le pongo, cioè voglio dire, come si fa ad abitare in un bosco dove ci sono malattie, ci sono di tutto, i servizi sanitari non ci sono, non funziona niente, ok? Io questo mi chiedo, se è normale una cosa del genere. Ecco, datemi delle risposte perché qua va a finire che non capisco più niente. Arrivederci, buona giornata. Grazie Maurizio, non a caso ho invitato l'avvocato Bocchi. Avvocato, però io parto da un altro presupposto che ne ho parlato anche tempo fa con altri ospiti. Allora, noi viviamo in Italia ci sono delle regole e delle leggi. Se io vado a abitare su un posto che non ha l'agibilità, non posso farlo. Punto. Io non posso andare ad abitare su una struttura che non è agibile. Esatto. Allora, io non riesco a capire perché questi vengono in Italia, vogliono farsi le regole che vogliono vivere come vogliono, nonostante noi abbiamo delle leggi che noi tutti seguiamo. Allora, io non riesco a capire perché hanno dato la possibilità di non mandare i bambini a scuola, visto che c'è l'obbligo di andare a scuola, l'obbligo, e soprattutto di abitare su un casolare che non era agibile. È là che è partito tutto, perché se l'amministratore diceva tu là non ci puoi andare a vivere perché non è agibile, bastava, non si creava tutto questo pandemonio e non si creava tutta questa situazione che a mio avviso è intollerabile per questi bambini, perché i bambini non possono difendersi. I bambini, dottoressa, anch'io mi sono occupata di minori e io mi ricordo sempre quella famiglia che ho incontrato, padre ubriaco, mamma ubriaca anche lei, però erano i loro genitori. Una fatica enorme a togliere questi bambini, una fatica enorme, perché loro vedevano i genitori come papà e mamma, sono bambini. Ecco, per quanto brutta è la situazione, io so la difficoltà che c'è anche per i giudici, guardate che non è così semplice come ve la raccontano, guarda che sono prese di posizioni drammatiche a volte, poi la verità verrà a galla. Però mi scusi avvocato, ma perché è stato permesso questo? Cioè, come Crash Montanà, adesso cominciano a indagare il sindaco, a indagare, ma si doveva veramente arrivare a questo, un'opinione pubblica che ha detto no,
così non può andare. Cioè capisce che c'è qualcosa. Qui ci sono delle leggi, se io non rispetto le leggi in Italia vengo sanzionato. Ma perché questi vogliono fare tutto quello che vogliono? E poi ecco qua questo buonismo da parte di ma sono bambini. Ho capito, ma allora cosa facciamo? Allora facciamo famiglie di serie A. Allora, tu devi rispettare le regole, quello non le deve rispettare. Ma che discorsi sono? Prego, avvocato. E questo è il punto di partenza è proprio questo, Mirella cara, cioè il fatto che qui noi non rispettiamo le regole, ma non c'è solo la famiglia del Bosco. E tutti i Rom, guardi che noi qua a Vicenza abbiamo comunità di Rom che mi dicono anche le ragazze, che li vedono scendere, bambine di 2 anni scendono dal camper, fanno la pipì e tornano su alle 6:30 del mattino. Per cui ci sarebbe tantissimo da fare, i minori, i poveretti, dobbiamo proteggerli, dobbiamo fare qualcosa, perché queste sono le situazioni dove poi che cosa pensiamo che cresca? Dai 3 bambini del Bosco o da tutti quei Rom che vediamo in quelle condizioni disperate. O tanti nelle varie comunità ci sono quei minori non accompagnati o bambini appunto come diceva lei con grandissime fragilità, grandissimi problemi. Cosa pensiamo che ci sia lì? Sono i genitori che sbagliano, questo è il punto. Catherine sta sbagliando e lo vediamo tutti, però dobbiamo dire che non dobbiamo togliere i figli ai genitori. Certo, se fossero genitori normali, scusi la mia franchezza, sa, però sono stanca di vedere continui sostenitori, anche la politica adesso che continua a dire non bisogna togliere, ma nessuno li vuole togliere i bambini. Sappiamo che trauma e che dramma e che situazioni di difficoltà. Lo sappiamo bene, e se arriviamo a questo è perché è proprio l'extrema ratio, e l'extrema ratio è perché ci sono genitori così, come Catherine e il marito, come tutti i Rom che non si integreranno mai nella vera società, perché ha detto bene prima il nostro spettatore che diceva ma è possibile che nel 2026 ci sia ancora gente che vuole andare a vivere nel bosco, gente che vive in roulotte, gente che vive così. Ferma avvocato perché abbiamo Maurizio da Est, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Maurizio. Sì, buongiorno a tutti. Allora io volevo rinforzare quello che sta dicendo anche l'avvocato, perché ci stiamo accanendo. Sì, prego, allora prego. Eccomi qua. Buongiorno. Sì. Ti abbiamo sentito Maurizio, dicevo. continua che ti abbiamo sentito. Sì, ci stiamo accanendo su 2 o 3 ragazzini, quando invece in Italia ce ne sono centinaia che vivono a rubare e via. Tutti conosciamo queste cose, no? Non capisco perché le nostre leggi, i nostri legislatori si accaniscono con questi 2 ragazzini a prenderli ai propri genitori e lasciano tutto il resto che vada per conto suo. Grazie Maurizio, avvocato, a lei la risposta. Ma semplicemente perché c'è questo benedetto effetto mediatico che magari fa comodo a tanti miei colleghi o a tante persone parlarne, perché finché se ne parla c'è notorietà, e quindi abbiamo creato un caso in cui voglio dire gli ascolti superano anche quelli che sono le necessità di notizie che abbiamo noi bisogno adesso in questo momento cruciale della guerra, perché non si sa più niente della guerra, la prima notizia è la mamma allontanata. E sì, sono d'accordo, dovremmo farla smettere, però evidentemente c'è tanto interesse, c'è tanta voglia di sentire queste cose come se fossero le notizie più importanti, quando in realtà avremmo solo bisogno di un po' di pulizia, ma ovunque. No, ma vede avvocato, ieri è uscito anche quel tragico avvenimento di quel uomo che ha ucciso sia la compagna che la bambina. Avevano fatto veramente le segnalazioni, la polizia lo aveva fermato più volte. Io mi domando se quella bambina e quella donna non potrebbero essere ancora qui con noi, se qualcuno facesse veramente il suo dovere fino in fondo. Perché io ieri ho sentito questo era un pazzo, è un pazzo perché non si può dire altro, e soprattutto che girava tranquillamente, se veniva fermato, nessuno capiva o non volevano capire che c'era una fragilità in queste mani che non poteva vivere. Era stato segnalato che vivevano in questo parco. Capisce, avvocato, che in questo paese ci sono 2 misure? Bisogna vedere su quale misura sei nella bilancia.
Ecco, sentiamo anche quello che dice, ecco, questa Graziella Lazzari, 2 pesi e 2 misure, ma questo vale anche per le fragilità che tu stai cercando di portare avanti. Bisogna vedere su quale bilancia ti pesano, come ti pesano e che voce hai. Prego, Graziella. La bilancia, la doppia bilancia c'è sempre stata e sempre ci sarà, purtroppo. Non per niente abbiamo le baby gang che se ne parla quando ammazzano o mandano in ospedale i loro compagni per uno sgarbo, però dopo si chiude l'anno. Eppure sapete quante case esistono senza agibilità in Italia? Almeno il 50%. Certo che io concordo che non dovevano vivere là, concordo con l'avvocato, concordo con te, con tutti i nostri telespettatori, telespettatori che hanno parlato e anche quelli che hanno parlato fino adesso. Avevano dato anche un'altra casa, accompagnarli in maniera diversa, si poteva accompagnare in maniera diversa perché guardate, i casi in cui i genitori uccidono i figli perché sono disabili non è mica un caso isolato, oppure si uccidono a vicenda. Allora, la questione è che bisogna domandarsi come cerchiamo di aiutare queste famiglie che sono in difficoltà. Tutto qua. Io credo che... Graziella, scusa un attimo, Graziella, ma questo uomo era stato fermato dalle forze dell'ordine? Sì, no, ma io sono... ma hai capito? Tu vedrai che questo uomo ha questa creatura in mano che vive su un parco, ma io, se ti fermano ti chiedo i documenti, come, cosa, quando, perché, ma vuoi vedere che veramente... La compagna. Lo so. L'aveva già uccisa la compagna e lui è stato quello che ha avuto anche gli 800.000 euro per fare un film. Tanto matto. Voi credete davvero che sia matta o che sia un opportunista che ha guardato, anche perché stava scappando quando lo hanno fermato stava andando in Grecia? Beh, scusa Graziella, uno che uccide compagna e bambina in quelle condizioni, scusa Graziella, se non è matto sarà qualcos'altro, ma di sicuro normale. Come fai a uccidere una bambina di pochi mesi? Dai Graziella, perché allora se diventa normale tutto, capisci che anche no. Avvocato, sentiamo anche l'avvocato perché il tempo corre tiranno. Prego, avvocato Bocchi. Ma guardi, quella è una cosa che mi ha sempre scioccato. E poi i finanziamenti, giustamente diceva la signora Graziella, che ha preso per un film, è una cosa veramente scandalosa, che il nostro paese abbia dato, cos'era, 800.000 euro, forse 1 milione di soldi a un soggetto del genere. Ma non è matto, questi sono criminali, questi sono non so neanche perché richiudere poi i corpicini lì a Villa Pamphili in un sacchetto, ma neanche l'immondizia. Io non ho più parole contro questi uomini e questi oggetti. Scusi, avvocato Bocchi, ma qualcuno non doveva pur pagare? Perché qua non paga mai nessuno in Italia. Ma la responsabilità penale, Mirella, è personale, per cui deve essere lui che paga, ma paga come? Cioè, nel senso, questo è uno che... non ho neanche termini io per definirlo, perché forse neanche individuo è il termine idoneo, per cui noi donne dobbiamo proteggerci da questi soggetti. Abbiamo visto delle immagini, era anche tutto sanguinato, cioè dobbiamo cercare di stare comunque in contatto con altre persone, non può andare da sola con una creatura, cioè dobbiamo proteggerci perché sono menti malate e veramente perfide e violenti. Non ci sono più parole. Mi scusi, avvocato, ancora ricado, ma dove sono le istituzioni? Ma abbiamo la polizia municipale, la questura, i carabinieri, li abbiamo? Ma perché non è stato fermato? Ma perché non è stato fermato? Cioè, chi è che ha sbagliato, avvocato? Perché questo uomo è stato fermato non una volta, più di una volta. Io ho avuto anche un rappresentante della Polizia di Stato di Roma, che ringrazio, e anche lui ha detto, sì, purtroppo si doveva fare in maniera diversa. Ma qui non paga mai nessuno, ma si può morire in quelle condizioni questa bimba, perché nessuno, nonostante più di qualche cittadino abbia fatto la segnalazione, perché non è che si sono girati dall'altra parte, qualcuno si era fermato, guardate che là sta succedendo questo. Capisce, avvocato, che alla fine qualcuno passa il cerino, però alla fine noi troviamo queste 2 creature morte che non torneranno più?
Esatto, e non possiamo accettarle queste cose, però vede, l'altro giorno a Genova quella signora anziana uccisa dal figlio, cioè voglio dire, stiamo vivendo una situazione di enorme difficoltà, perché molto spesso è difficile anche comprenderle le situazioni di pericolo, perché magari non si pensa che debba succedere o che debba succedere in quel momento, quindi speriamo veramente, io faccio un avviso a tutti noi che ci sia un minimo di umanità, non dico sensibilità, umanità, ma quando vediamo che succede qualcosa facciamo un colpo di telefono, fermiamoci o abbiamo tutti paura e abbiamo solamente a cuore la nostra pelle, non quella degli altri. Per cui è un discorso che dovremo ampliare, parlarne, perché dobbiamo partire poi dai ragazzi. Scusa avvocato, ma se questa donna fa 8 denunce non succede niente, che dice guardate che mi ucciderà, perché abbiamo gli esempi, no? E non riusciamo ad avere, allora cosa dobbiamo fare? No? Perché prima la telefonata è sempre la politica, ma è la politica che deve legiferare nella maniera corretta, avvocato? Mandare gli ispettori all'interno dei tribunali, perché la questura e i carabinieri mandano le denunce in procura. Evidentemente in procura qualcosa non c'è. Cosa stanno facendo? Perché non è? Bisogna mandare gli ispettori, dobbiamo votare sì al benedetto referendum. Quello dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di modificarla questa giustizia. Cerchiamo di credere in Nordio nella riforma che sta cercando di fare, che poi lui è anche un ex giudice della nostra Corte d'Appello di Venezia. Cerchiamo di cambiare le cose e partiamo da referendum. Allora andiamo a vedere anche, abbiamo sentito anche la riflessione dell'avvocato Bocchi, poi ognuno a casa fa il proprio, ma è giusto sentire i pro e i contro. Andiamo a vedere invece questa riforma disabilità dell'INPS e poi sentiamo Graziella Lazzari, la Presidente ANFAS. L'obiettivo che ci stiamo ponendo è proprio quello di accorciare ulteriormente i tempi di accertamento della disabilità. Treviso, con 15.000 persone interessate, è una delle 40 province italiane coinvolte dal 1 marzo nella riforma della disabilità. Il nuovo sistema prevede un radicale cambiamento sia nelle procedure che nella valutazione. Vengono introdotti degli indicatori funzionali che determinano 4 livelli: lieve, medio, elevato, molto elevato di disabilità, che consentono di calibrare meglio gli interventi e le prestazioni in base ai bisogni effettivi della persona vista nel suo complesso. Non si parla più di invalidità civile, cioè non c'è più l'attenzione a quello che manca, ma si parla di disabilità con un approccio attento all'aspetto funzionale, anche dal punto di vista psicosociale. Da qui l'introduzione del progetto di vita, con il quale il focus si sposta dall'aspetto puramente medico ad una valutazione multidimensionale. Altra novità, la valutazione di base, che sarà affidata all'INPS e non più alle ULSS. Avendo INPS come accertatore unico in tutta Italia, saranno anche garantiti omogeneità dei criteri di valutazione. Ma l'aspetto innovativo della riforma è legato alla semplificazione e unificazione. Non ci sarà più la necessità di avere un certificato medico e una domanda amministrativa, ma ci sarà un unico certificato introduttivo da cui poi scaturirà tutto il processo di valutazione della disabilità. La stesura di questa attestazione sarà affidata a medici certificatori che potrebbero non coincidere con la figura del medico di base. Si aprono così 2 scenari: da un lato quei certificati redatti prima del 1 marzo, che resta da capire se compilati da certificatori o meno e se potranno essere considerati ancora validi, e dall'altro la carenza proprio di queste figure, perché se potrebbero essere i dottori di famiglia e i soggetti deputati all'incarico, visto la loro conoscenza del paziente, è pur vero che si trovano già ad affrontare 1000 incombenze con ambulatori al limite. Potremmo prevedere una serie di figure che appunto acquisiscono il compito di certificatore, che però non sono medici di famiglia, non sono medici che conoscono quelle condizioni e pertanto hanno bisogno ancora di più tempo, e ovviamente il tempo diventa anche denaro. Allora, Presidente Lazzari, prego. Permettimi, Mirella, di fare una precisazione. Non ritengo che quella persona fosse normale, io lo ritengo che fosse un delinquente. I delinquenti non sono normali, almeno no, quello che ha ucciso la bambina e la moglie e la compagna. Bene, per quanto riguarda invece questa modalità, noi a Mestre, a Venezia e a Verona
la certificazione INPS viene fatta già da molti anni. Erano 2 città o 2 province che sono partite come sperimentazione, dopo tu sai che la sperimentazione in Italia è decennale. Adesso ci sarà questo tipo di certificazione, che è un certificato unico, come diceva la dottoressa prima, e che riguarda non più l'invalidità e l'accompagnatorio o la disabilità nel suo aspetto, diciamo, medico, ma solo nell'aspetto biopsicosociale. Che cosa vuol dire questo? Che non è tanto la persona che è disabile quanto l'ambiente che la circonda che la rende molto più disabile, nel senso che, per esempio, l'abbattimento delle barriere architettoniche farebbe sì che le persone in carrozzina non si trovassero davanti alle scale, davanti ai marciapiedi che non possono utilizzare e tante altre cose, il servoscale, gli ascensori, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la disabilità intellettiva e relazionale è molto più complessa, Mirella, perché la persona con autismo ha altre barriere architettoniche. Ti faccio semplicemente un esempio che lo faccio a tutti perché lo capiamo bene. Lo sfarfallio delle tende nelle scuole che magari quando c'è il sole si tirano, quello è un motivo di disattenzione di un bambino con autismo. E il certificato unico va bene perché così non abbiamo più l'invalidità e l'accompagnatoria, ma abbiamo una persona che è disabile lieve, media, grave e gravissima. Nella fattispecie io dico che c'è una valutazione sì multidimensionale, ma anche multidisciplinare. Perché? Perché tutte le aree vengono considerate. Non viene più considerato solo l'aspetto se uno ha la capacità di utilizzare qualche mezzo oppure no, ma viene considerato la persona nella sua interezza, ed è una cosa particolarmente importante, perché se mettiamo una persona nella condizione di poter essere molto più autonoma nei suoi spostamenti, nelle sue abilità, allora questa persona chiede meno assistenza perché è più autosufficiente. E cosa diceva il medico? Il fatto della certificazione è un grave, gravissimo problema, perché fino adesso il primo certificato veniva fatto dal medico di base. Perché? Perché conosce la persona. E oggi come oggi per esempio il pediatra di riferimento, pediatra di base. Adesso se noi dobbiamo andare in cerca dei medici certificatori, medici non ce ne sono più. Dove andiamo in cerca dei medici certificatori che devono fare? Conoscere la persona, fare un esame obiettivo, capire che cosa ha questa persona e poi fare il certificato. Quanto costa alla famiglia? Perché alla famiglia già oggi va dai 70 ai 150 euro per certificato, non è che lo fanno gratis. Ma quello che, Graziella, vorrei anche capire, come vedi tu la situazione che adesso l'ULSS verrà tolto questa S, il sociale, e come ha detto anche la Presidente dell'INPS, ecco, saranno loro a certificare. Come No, ma non è che l'ULSS, no, Mirella, allora le commissioni, che erano commissioni ULSS, ma erano comunque medici certificatori, voglio dire, erano comunque medici legali, no? Di medicina legale, o altri medici anche che potevano comunque, almeno all'interno c'era un medico legale di sicuro, perché non può essere fatto. La commissione, l'INPS ha fatto un bando che però non so se sia stato coperto integralmente, proprio per assumere e fare la valutazione, perché se la valutazione viene fatta dall'INPS è molto più omogenea, capisci? È che mi domando come faranno, quello mi faranno. Ma infatti è quello che ti dico, io ti sto dicendo, se adesso tolgono questa S dal sociale, che vuol dire 360 gradi dalle ULSS, perché il sociale non lo almeno così dicono, non sarà più trattato dall'ULSS. No, io credo che il siamo in grado di gestire tutto questo ambaradan, visto che anche quei sindaci sono con le mani nei capelli per questi ambiti territoriali che tutti ne parlano ma non devono ancora partire. Hai capito che non ci siamo, che tolgono, però dall'altra parte c'è ancora il vuoto assoluto? È tipico dell'Italia, Mirella, perché gli ambiti territoriali, per esempio quello che stai dicendo tu, dove un comune è capofila rispetto agli altri comuni del circondario, è stata fatta una legge, è stato detto di partire nel giro di brevissimo tempo, non sapevano ancora come identificare il capofila.
Cioè, voglio dire, stiamo facendo delle riforme alla rinfusa e alla rincorsa ed è estremamente pericolosa una cosa del genere. Ci vorranno anni per arrivare che tutti siano, altro che nel giro dei 6 mesi e nel giro che nel 2027 ci dovranno essere tutti gli ambiti territoriali. L'ULSS deve passare tutto all'ambito territoriale, la parte del sociosanitario, eccetera. Staremo a vedere, perché io sono molto preoccupata, ma molto preoccupata, perché non riusciamo a capire come e dove andremo a parare. Infatti ti ho invitato apposta perché io sono del tuo avviso, perché vedo veramente chi dovrebbe interessarsi, che si è interessato, e ripeto, i sindaci specialmente sono tutti con le mani nei capelli, ancora adesso non sanno niente. Avvocato Bocchi, quello che volevo anche chiedere a lei in questo momento un po' particolare, anche questo che ha deciso il governo di togliere le pari opportunità, ecco, questa figura che non ci sarà più, ecco, come ha visto questa nuova idea che è uscita? A parte che io, le dico la verità, io ho il Banco Solidale dal 2010 in provincia, perciò sono 16 anni ad aprile che festeggeremo, e ho le pari opportunità a 50 metri, avvocato. Se ne avessi visto una volta, e sì, nei banchi alimentari ci sarebbe tanto da lavorare per le pari opportunità, con queste figure che abbiamo a disposizione. Capisce che forse sono anche contenta? Perché se questo vuol dire... No, scusa avvocato, io dico quello che ho vissuto io, perciò se poi c'è qua il contraddittorio ne sarei anche felice. Ma capisce che non ci siamo proprio, perché io le ho invitate anche qua, le ho spiegato, detto le opportunità, ma non solo nel mio banco alimentare, in tutte le strutture dove questa donna si rivolge, questa famiglia si rivolge. Si è mosso tante promesse, parole, alla fine non ho visto nessuno. Allora, lei cosa dice, avvocato? Guardi, io sono vicepresidente per il mio ordine, quindi per l'Ordine di Avvocati di Vicenza della Commissione Pari. E infatti l'ho invitata. E credo molto nelle pari opportunità, però Mirella, lei lo sa, io sono onesta e dico quello che penso un po' come lei. Noi siamo dirette, forse troppo, magari non piacciamo, però diciamo quello che pensiamo. Io le pari opportunità non le vedo. Non le vedo, non ci sono, non ci saranno e probabilmente non ci saranno mai. Nel senso che abbiamo un lavoro importante da fare, ma dobbiamo soprattutto esserci, cioè nel senso, pari opportunità o ci sono o sono un'entità così, un po' come dire, sì, un po' confusa. Sono perplessa anch'io sull'organismo, su tutto, perché non è tenuto in considerazione, perché non c'è sostanzialmente, ecco. Purtroppo ci dà questa idea che ci dobbiamo arrangiare da sole, cioè non ci sono pari opportunità che possono aiutare o possono fare. Sì, ci sono delle belle aziende che hanno una parità appunto di lavoratori, speriamo ci sia una parità salariale, speriamoci, però è un cammino estremamente lungo e molto arduo, a mio avviso. Vede che l'ho invitata perché volevo proprio la sua opinione, dico sarò io che sbaglio, però io non le vedo nel territorio, e si sto parlando di 16 anni, perciò è anche come me, anche altre associazioni, non è che parlo come presidente di queste associazioni, ma mi confronto con altre realtà e tutti quanti dicono guarda anche noi non abbiamo mai invitato a nessun convegno, cioè allora capite che non so. Sentiamo anche Graziella Lazzari. Tu Graziella come vedi queste pari opportunità? Io concordo con voi, concordo con voi, tanto è vero che noi nell'ambito della disabilità abbiamo lavorato molto sulla legge della non discriminazione proprio per le pari opportunità, perché non si andava a parare in nessun posto con la pari opportunità. Certamente che parlare di pari opportunità con una persona con disabilità ci vuole un complesso di idee e di formazione anche per portare. Vi faccio un esempio, no? Io ho una persona che ha fatto 7-8 corsi perché continuano a reinserirla in un corso ed è una persona che ha una sclerosi multipla per dopo inserirla al lavoro. A un certo punto mi sono trovata con
alcune persone ho chiesto come mai abbiamo questa esperienza di questa povera ragazza, povera nel senso di dire sì, perché si trova in un percorso dove non riesce ad uscire, e finalmente probabilmente riusciremo a farla uscire e a farle dare un posto per quello che sarà in grado di fare lei, per quello che ci sarà, ma almeno di evitare che faccia l'ennesimo corso, perché la formazione costa tanto e quindi è una di quelle che sono più pagate in assoluto gli enti formatori. Graziella, come ci saluti? Ormai il tempo è finito, con quale messaggio, cosa speri? Prego, cosa farai prossimamente? L'ANFAS è una delle associazioni che anche loro, se non ci fossero, dovremmo inventare, voi non avete idea cosa fa Graziella Lazzari con la sua squadra. Che la donna, se non ci avessero, dovrebbero inventarci gli uomini, ma sai, io ti dico e ribadisco questo convegno che faremo il 25 sull'amministratore di sostegno, il 25 al Rama di Mestre qua, perché è molto importante. Ci sono, come vi ho già detto, ci sono avvocati, ci sono giudici, ci siamo noi, c'è l'ULS, c'è l'ANFAS Veneto, di cui sono presidente e faccio parte ormai e porto avanti questo. Io voglio vedere il mezzo bicchiere pieno, perché se lo vedessi vuoto, i 30 anni di volontariato che sto facendo qua e tutto il lavoro che ho fatto vuol dire che sarebbe andato proprio al macero. Grazie a Graziella Lazzari, Presidente ANFAS Veneto. Sentiamo come ci saluta l'Avvocato Alessandra Bocchi. Ecco, cosa spera l'Avvocato Bocchi? Una parte l'abbiamo detto, sentiamo il suo saluto. Prego, Avvocato. Ma lei lo sa che mi è un arrivederci, a presto. È intanto un ringraziamento perché oggi siamo tutte donne, è stata una bellissima puntata, nel senso che abbiamo detto con sincerità quello che pensiamo tutte. Questo, ecco, io spero in una sincerità di intenti di tante persone che a volte invece ci raccontano tante storielline. Quindi una buona giornata, a prestissimo e grazie per invitarmi. Grazie a lei, Avvocato, buona giornata anche a lei. Grazie Graziella, pubblicità. È la terza volta che noi veniamo contattati, prima che ho avuto un incidente mio nipote, nome e cognome di mio nipote, noi siamo i nonni, 90 anni. L'ennesimo tentativo di truffa in pieno giorno, che poteva avere conseguenze pesanti, si è concluso senza danni grazie alla prontezza delle vittime. Protagonisti della vicenda Emilio Paronetto, 90 anni, e la moglie Clementina Zanata, di 84, residenti in via Don Milani a Fiera. I truffatori hanno telefonato a casa presentandosi come carabinieri. Al telefono hanno raccontato che la targa della loro auto era stata clonata e utilizzata per commettere una rapina. Ma chi parla? La stazione di carabinieri di Mugliano. Ho chiuso il televisore e ho detto, signora, perché c'è una cosa un po' grave, sa? Qui a Mugliano oggi è successo, hanno rubato su una oreficeria una macchina con la vostra targa. I finti carabinieri hanno raccontato che i presunti rapinatori erano stati arrestati e che parte dell'area furtiva era già stata recuperata. Però pensiamo che l'abbiano messa in casa sua.
Con la scusa di dover effettuare ulteriori verifiche hanno chiesto ai due anziani di consegnare oro, gioielli e persino denaro contante che dei loro colleghi in borghese sarebbero passati a ritirare direttamente a casa. 2 e 2, 4, 2 rimarranno in macchina e 2. Ho detto casa mia non entra nessuno, ha capito? Qualcosa però non ha convinto Emilio e Clementina. I due hanno tentato di contattare i carabinieri, ma ai primi tentativi a rispondere erano ancora i truffatori che continuavano a tenere la linea telefonica occupata. Non si può vivere così a 90 anni, ogni giorno essere torturato, e chiami il numero della sicurezza che sarebbero le forze d'ordine e rispondono ancora i delinquenti. Ma come fanno a intervenire loro al posto dei carabinieri? Ci sarà qualcosa che non funziona? Come facciamo a essere sicuro? Dopo diversi tentativi la coppia è finalmente riuscita a mettersi in contatto con la vera centrale operativa dell'Arma, che ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. Signora, buongiorno. I militari sono riusciti a rassicurare e calmare i due anziani, confermando che si trattava di un tentativo di truffa. Ha fatto bene a rivolgersi a noi e ha fatto bene anche adesso a chiamarci. Adesso le daremo dei consigli e gli spiegheremo sul come fare per prevenire questa situazione, va bene? Una brutta esperienza finita bene, ma che Emilio e Clementina difficilmente dimenticheranno. Comunque dico a tutti, non fidatevi mai di nessuno, non aprite mai a nessuno. Avete sentito, bravi a questa coppia, veramente bravi, ma soprattutto questa linea che tenevano occupata. Loro cercavano di chiamare le forze dell'ordine, ma se la linea era occupata naturalmente rispondevano sempre loro, ma questi diversamente giovani, come dico io, non sanno adoperare questi strumenti, non capivano che la linea era occupata da loro e perciò continuavano a chiamare, ma rispondevano sempre. Ma sono stati bravissimi, anche il messaggio che hanno dato molti: non aprite a nessuno e non rispondete se vedete i numeri che non conoscete, anche se si presentano con la divisa, non fate, e soprattutto se anche vi dico carabinieri, forze, non credete, buttate giù il telefono e chiuso. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, volevo un attimo intervenire su quello che si parlava fino a 5 minuti fa. Allora ho letto su una rivista femminile dove c'erano due punti di vista, no? Da una parte si scriveva che la bambina di 8 anni non sa leggere e che sta l'intossicazione da funghi, eccetera. Altre cose, insomma, che adesso non mi ricordo perché l'ho letta 2 o 3 settimane fa. E poi dall'altra parte c'era quella che diceva che il bagno fuori che si usava anche una volta, eccetera. Però bisogna vedere, perché anche mia mamma mi raccontava che gli abitava una signora davanti che però a mattina rompeva sua mamma, rompeva il giasso per lavarla. Ecco, bisogna vedere se dopo aiuta questi putei, adesso non seguo tanto questo. E poi riguardo a Cramontanà, la colpa principale è dei proprietari del locale, di chi doveva fare i controlli, eccetera. Però nel mio precariato davo disponibilità alle agenzie per assistenza ospedaliera e ho incontrato una mamma con una bambina e mi fa sempre chirurgia plastica e avrà un melanoma. E ho detto: questa signora si è piena di mame che brucia i putei. Ecco, per cui anche i genitori dovrebbero avere anche più attenzione di dove chi manda. Penso, ecco, non so se sbaglio o se ho sbagliato. Grazie, no, ho capito Paola quello che vuoi dire, l'attenzione dovrebbe essere massima, specialmente, ripeto, con queste fragilità che non possono difendersi, perciò siamo noi che dobbiamo difenderli, e se non ci sono bravi genitori, come ha detto giustamente qualcuno, bisogna anche capire che i bambini non possono difendersi da questi genitori che magari non sanno fare i genitori e che vogliono vivere
come piace a loro. Io dico solo che in Italia abbiamo delle regole che tutti forse dovremmo rispettare o rispettiamo, e non capisco perché qualcuno non voglia farlo e pensi di fare quello che voglio, oltretutto che vengono anche da un altro paese. Se non c'è l'agibilità tu là non dovevi andare ad abitare, punto, è chiuso. Non sarebbe successo il caso che è successo, però come vedi, come quello che ha ucciso la bambina e la compagna, è così, ognuno qua fa quello che vuole sperando che qualcuno arrivi ad aiutarlo. Allora vediamo se è arrivato il nostro ospite che doveva collegarsi, ancora no. Allora andiamo a vedere un altro servizio, perché veramente ce n'è uno al momento. Andiamo a vedere questo furto in un'altra casa a Ponzano. Ecco, questi dovrebbero essere fermati, ad esempio. Andiamo a sentire. Non è la prima volta che operano nel territorio, perché il 13 febbraio 3 uomini hanno svaligiato una villetta un po' più avanti rispetto alla nostra. Questa volta abbiamo appunto delle immagini fornite dai nostri vicini di via Oderzo, dove i ladri hanno parcheggiato l'auto prima di scavalcare. Stesso modus operandi, stessa zona, stesso obiettivo, una cassaforte. Sono tanti punti in contatto tra il furto nella villa del manager Maurizio Salamone in via Morganella a Est a Ponzano e il colpo avvenuto a metà febbraio in una casa qui poco distante, e inevitabilmente nel quartiere torna la paura. L'ultimo raid sabato sera, con le immagini della videosorveglianza della zona che raccontano di almeno 3 uomini solo parzialmente travisati che prima parcheggiano l'auto, un'Alfa Giulietta scura in via Oderzo, poi scavalcano le recinzioni fino all'abitazione di Salamone. Sono le 20:22, la famiglia del manager si trova fuori a cena, la banda entra dalla porta che dà sul giardino e comincia a rovistare tra le stanze. Hanno trovato con grande facilità la cassaforte, nonostante non sia proprio alla portata di tutti, e con il flex hanno tagliato la porta della cassaforte dopo aver tentato di tirarla via, però non sono riusciti, anche col piccone che era nel mio garage non sono riusciti. Hanno portato con sé il flex e hanno tagliato di netto la porta della cassaforte. Cassaforte murata nel sottoscala, a sua volta separata da una inferriata chiusa con lucchetto, tutto divelto. I ladri se ne vanno dopo circa 40 minuti con la refurtiva, gioielli di famiglia anche antichi tra i 30 e i 40.000 euro. Poco dopo le 9 i 3 vengono catturati sempre dalle telecamere mentre salgono sulla Giulietta. Li si vede distintamente con dei sacchi in mano. La famiglia Salamone rientra verso le 22 e lancia l'allarme ai carabinieri non appena sente un intenso odore di bruciato, quello provocato dal flessibile. È una banda secondo me pericolosa, perché entrano durante delle ore in cui le famiglie possono essere anche in casa. L'ideale sarebbe fermare questa banda, perché ritengo che sia pericolosa per la comunità. Attesa del collegamento con Parma, vediamo poi se arriverà questo collegamento. Sentiamo anche cosa dice il sindaco di Ponzano. Non parte? Io credo che in Italia qualcuno si deve porre questo problema, perché è inutile dare finanziamenti per un sistema che poi i comuni mettono a regime e si ritengono per sé, non avendo nemmeno i mezzi poi per agire, quando chi deve agire non ha la possibilità di vedere le telecamere. Un'assurdità più completa di questa non può esistere. È un vero e proprio paradosso quello della videosorveglianza comunale, che quasi sempre per ragioni burocratiche e di privacy non è interconnessa in tempo reale con le centrali operative delle forze dell'ordine. Antonello Baseggio, sindaco battagliero di Ponzano, gioca a carte scoperte e denuncia quello che in tanti sussurrano. Tutto questo comporta il fatto che per avere semplicemente una visione di un'immagine o magari anche di un certo periodo per riuscire a identificare i soggetti, per capire dove sono arrivati, da dove sono arrivati, dove vanno, questo diventa un problema, e quindi i carabinieri acquisiscono delle immagini per grazia ricevuta magari dopo 48 ore, quindi il sistema non può funzionare. Il nodo è già stato sollevato da diverse polizie locali nella Marca Trevigiana come altrove, ma ora, vista l'escalation, urge una soluzione. Siamo impotenti, sono le famiglie che non possono nemmeno distrarsi qualche oretta da casa, la comunità, perché poi con gli agenti di polizia locale che si hanno si fa quello che si può negli orari che si riescono a coprire, anche con i limiti di spesa del personale e delle assunzioni.
Poi il vero problema, come ho già ribadito, è insomma la certezza della pena, che non è che sono le cose grandi dello Stato italiano, ma nelle piccole cose dove le stesse forze dell'ordine sono veramente avvilite. E questo mentre i cittadini corrono come possono ai ripari, anche qui con telecamere, ovviamente private, con tutti i limiti di privacy del caso, e chat di gruppo. Nonostante questo, i ladri continuano a colpire, come è avvenuto negli ultimi giorni in via Morganella Est, con i colpi di quella che ormai è stata ribattezzata come la banda delle cassaforti. Proprio non si capisce come questi abbiano potuto pensare di scamparla, cioè veramente non riesco proprio a capire con che, cioè è evidente che qua tutte le case hanno le telecamere, sono ben visibili, quindi non lo so. E abbiamo in telefonica Riccardo Lodi, Presidente Solo Italia. Buongiorno Presidente, grazie. Non la vediamo ma spero di sentirla almeno. Ecco, spieghiamo chi è, cosa fa questa Solo Italia. Prego. Buongiorno, intanto non mi chiami Presidente, intanto che mi vergogna sentirmi chiamare Presidente, sembra una cosa altisonante. Ho scritto Presidente, non so cosa mi hanno scritto, io per quello l'ho chiamata. Comunque non importa, prego Lodi. Niente, con la mia associazione noi ci occupiamo di prevenzione sociale, cioè cerchiamo di portare sui territori nazionali dei programmi che nel medio termine portano buoni risultati sia per quel che riguarda la riduzione della violenza giovanile che per quanto riguarda le dipendenze sia comportamentali che da sostanze. Questo in pratica noi facciamo. Quello che cerchiamo di farlo lo facciamo con collaborazioni internazionali, progetti che hanno dimostrato di essere efficaci. L'unica cosa è che sappiamo che i problemi non si risolvono dall'oggi al domani. Ci vogliono delle politiche di un certo tipo che non puntino soltanto all'abbattimento della problematica dal giorno alla notte, ma purtroppo con tempi che sono lunghi, perché se vogliamo portare via i problemi che ci sono fra i giovani dobbiamo investire in programmi che funzionino e che siano rivolti ai giovani e che soprattutto migliorino il benessere di questi giovani. È vero Lodi, però è anche vero che mi sembra che non si stia facendo questo. Ecco, tanti progetti portati anche a chi di dovere, ma pochi realizzati. Siamo sempre là, non ci sono soldi, l'impegno è troppo grande, si fa quello che si fa, invece bisogna capire anche i progetti validi, quelli che potrebbero veramente aiutare questi ragazzi, queste famiglie in balia di questi giovanissimi. Ecco, veramente noi quello che vediamo anche dalle telecamere, c'è questa violenza inaudita, questa rabbia che qualcuno dovrebbe pur fermare, le sostanze dilagano, fanno bere veramente andare fuori di testa. Ecco, perché secondo lei Lodi non si riesce a capire l'importanza di investire? Già ne abbiamo pochi giovani, se perdiamo anche questi, prego Lodi. Allora, ci sono due aspetti. Il primo, su alcuni territori in Italia si investe su progetti che funzionano e quindi non è tutto brutto. È pur vero che però sappiamo tutti che l'orizzonte della politica è a dir tanto 6 mesi. L'orizzonte dei programmi di prevenzione che funzionano è di anni e quindi chiaramente il politico di qualunque schieramento, adesso non sono interessato a destra o a sinistra, lui punta alla rielezione e facendo un progetto che avrà un risultato dopo 2 o 3 anni questa cosa difficilmente funziona. Questo è un po' lo iato che si apre tra ciò che funziona e ciò che invece si fa. Dal punto di vista dei ragazzi mi verrebbe anche da dire che cosa noi adulti facciamo perché i ragazzi possano star bene, nel senso che tipo di società gli presentiamo, che tipo di adulti siamo nei loro confronti, che tipo di prospettive gli diamo per il futuro. Io sono di una generazione che non si è mai posta il problema del proprio futuro, nel senso io ho sempre puntato quando stavo studiando al fatto di entrare in un'azienda e lavorare, poi ho fatto dell'altro ma questo è un altro paio di maniche. Adesso i ragazzi che prospettive hanno? Che prospettive gli diamo soprattutto? Gli continuiamo a dire che il mondo va in rovina, l'ambiente va in rovina, non ci sono prospettive, gli diciamo che non ci sono soldi, che comunque quando entrano in un'azienda i soldi sono pochi, vengono pagati poco, che non avranno la pensione. Capisce bene che è complicato poi dirgli però vi dovete comportare bene.
Non sto dicendo che non voglio con questo giustificare certi comportamenti, per carità, però un adolescente si arrabbia. Noi ci siamo arrabbiati da adolescenti, non per niente negli anni '80 è esploso il fenomeno della droga, anche questi si arrabbiano e il problema è che sono assolutamente impotenti, perché non ce l'hanno un futuro oggi, o perlomeno noi adulti facciamo in modo che loro siano convinti di non avercelo un futuro. Ecco, questo secondo me è uno dei problemi più grandi. Il fatto di continuare a fare, torno ai programmi che sono sempre contro qualcosa. Se uno va in una qualunque liceo o istituto tecnico in giro per l'Italia, c'è il progetto contro il bullismo, contro il cyberbullismo, contro la violenza di genere, contro le dipendenze da sostanza, contro le dipendenze comportamentali, contro l'alimentazione scorretta, è tutto un contro. Ma voglio dire, sappiamo tutti che noi esseri umani viviamo di incentivi, bisognerebbe anche fare qualcosa per dare possibilità a questi ragazzi di star bene. Ecco, è il benessere interiore che ci aiuta a comportarci in un certo modo. Questo è. Senta Lodi, noi l'abbiamo vista anche nella foto, fortunatamente, ecco, dalle immagini che i nostri bravi ragazzi di regia sono riusciti a mandare in onda. Però non pensa, Lodi, che forse sarà utile capire cosa vogliono fare e ascoltarli, perché noi facciamo sempre le lezioni e loro devono ascoltare. E io sono dell'avviso che ce ne sono tantissimi di bravi che si impegnano, però non li facciamo vedere. Noi dobbiamo sempre puntare proprio su quello, a dare visibilità agli esempi negativi. Ecco, ad esempio ho avuto dei ragazzi, Lodi, dei studenti, quando io ho chiesto loro, ma secondo voi portare la spesa ai banchi solidali, portare a spasso i nonni nell'RSA, secondo voi sono percorsi di recupero? E tranquillamente mi hanno detto anche no, Mirella, e il recupero secondo noi va fatto in altra maniera. Lei cosa dice, Lodi? Sono assolutamente d'accordo, non li ascoltiamo. Noi continuiamo a ragionare con la nostra testa di adolescenti di 40 anni fa, pensando che quello fosse il mondo perfetto. Teniamo sempre presente che tutti gli adulti hanno sempre criticato gli adolescenti, questo è un dato di fatto nella storia. Detto questo, oggi noi continuiamo a dirgli come si devono comportare, che cosa non devono fare, ma non gli diciamo e non li ascoltiamo mai. C'è stato, guardi, nella zona dell'Alto Garda è stata fatta una ricerca da una collega su tutti i tredicenni di quella zona e fra le varie domande gli hanno chiesto: voi che cosa vorreste in zona? La risposta che ha lasciato un po' esterrefatti i ricercatori è stato un McDonald's, ma non nel senso che vogliono mangiare l'hamburger del McDonald's. La richiesta era di un posto nel quale poter essere liberi di essere ciò che sono, senza l'adulto che ti dice quali attività devi fare, perché oggi è evidente che i ragazzi hanno 1000 attività extrascolastiche, ma sono tutte attività organizzate dagli adulti. Non gli si dà mai la possibilità di dire: cosa vuoi fare oggi? Vuoi fare qualcosa? Fallo, perché mi devo anche fidare del giovane, perché se non mi fido del giovane, il giovane non si fida di se stesso. Allora Lodi, le dico anche di un altro esperimento che è stato fatto non nel nostro paese, ma spero anche noi, dei genitori che hanno pensato di organizzare delle cene o il pranzo, non mi ricordo, al ristorante, per questi ragazzi molto piccoli, 5 anni, 9 anni. Praticamente loro erano su un tavolo da soli, naturalmente i genitori da un altro tavolo, ma dovevano essere in piena autonomia, ordinare, mangiare senza rivolgersi ai genitori. Almeno quello che è stato scritto e che ho letto, che è andata benissimo. I ragazzi si sono comportati benissimo, non hanno disturbato nessuno, hanno proprio la piena autonomia, l'hanno sfruttata nella migliore dei modi, tanto è vero che vogliono ripetere, ecco, questa cosa. Lei è d'accordo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Come fa un bambino o un ragazzo a costruire la propria personalità non avendo la benché minima idea di essere capace di fare le cose? Si chiama autoefficacia, la cosiddetta autoefficacia è fondamentale. Finché c'è sempre il papà o la mamma che ci pensano perché li devono proteggere da questo mondo brutto, sporco e cattivo, non diventerà mai in grado di capire di essere capace di fare delle cose. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è il continuo giudizio negativo nei loro confronti. Guardi,
appoggio assolutamente quello che mi stava raccontando prima. Gliene dico un'altra. Adesso si parla molto di baby gang anche nella mia zona, in Emilia-Romagna. Negli anni 90, quando negli Stati Uniti c'erano le vere gang, quelle che si sparavano per il controllo del territorio, fu fatta una ricerca molto vasta nella quale fu dimostrato che più i media battevano il tasto delle gang e più queste si alimentavano. Perché i ragazzi senza arte né parte, con famiglie disfunzionali alle spalle, che abitavano in zone dove c'era lo spaccio, erano convinti che quello era il loro futuro, quello era il loro destino e si aggregavano alle gang. Oggi sta succedendo la stessa cosa. Noi continuiamo ad alimentare un fenomeno perché continuiamo a parlare solo di quello. Oggi i giovani sono quello, se uno apre i giornali locali. Io vedo qui a Parma, c'è la Gazzetta di Parma, tutti i giorni c'è un episodio di baby gang e quindi noi identifichiamo i ragazzi come quelli della baby gang. Quindi assolutamente, esperienze del genere sono assolutamente positive e andrebbero fatte dappertutto. Non ci vuole un ricercatore universitario per fare queste cose. Dei momenti nei quali i bambini e i ragazzi si rendono conto di essere capaci, questo è fondamentale. E soprattutto i genitori di questi ragazzi, quelli che non erano al ristorante, perché naturalmente hanno seguiti dai genitori, non è che fossero andati da soli, hanno la serata libera o il giorno libero, perché questi ragazzi sono al ristorante, perciò la coppia è libera di non avere i figli quel giorno, ma di fare magari le cose che non fa spesso. Ma soprattutto anche nelle scuole ad esempio che organizzano queste le mense, che le fanno loro, i ragazzi che preparano questo cibo e poi se lo mangiano perché l'hanno fatto loro. Ma scusa Lodi, ma non è che dobbiamo scoprire la luna, ma perché non riusciamo a mettere in pratica quello che di buono c'è, quei progetti veramente validi? Andiamo a copiare sempre le cose non valide che non portano a niente. Ma è mai possibile che non riusciamo a portare avanti i progetti validi che ci sono, che sono stati sperimentati? Allora o incompetenza o è superficialità o è menefreghismo, Lodi, perché non posso dire che non ci sono i progetti validi. Io ho visto prima un cartello, 6 progetti, ma quanti potremmo farne? Perché ce ne sono veramente di validi che non vengono presi in considerazione. Prego. Ma allora, da un lato, alcuni progetti, ribadisco, in Italia ci sono stati portati e funzionano. Da un lato c'è un discorso di abitudine, nel senso chiaramente non si può pensare, adesso parlo del docente medio della scuola, non si può pretendere che il docente sia esperto di tutto e quindi quando gli viene dato un catalogo, già questo è un errore, il catalogo di programmi o di progetti per la prevenzione, lui sceglie quello che nella sua visione può essere un buon progetto, ma non ha gli elementi chiaramente, perché è un docente che sia di matematica, di fisica, di italiano, quello che vogliamo. Dall'altra parte il decisore dovrebbe smetterla di presentare dei cataloghi in cui c'è qualunque cosa. Ecco, è lì che ci dovrebbe essere una selezione di programmi che sappiamo funzionano. Le dico un'altra cosa: quando un programma di prevenzione funziona, non funziona perché parla di quel singolo argomento, quelli che ho citato prima, che sia il bullismo, il cyberbullismo, l'abbandono scolastico, le dipendenze, ma funziona perché dà delle competenze e migliora il benessere dei partecipanti. E non solo questo, quando si tratta di bambini e ragazzi, questi programmi funzionano perché migliorano il benessere dei bambini e dei ragazzi e dei loro genitori. I programmi di prevenzione funzionano quando coinvolgono tutta la comunità locale, perché tutti dobbiamo essere in grado di gestire le nostre relazioni in un certo modo. E ripeto, i primi a dover dare l'esempio siamo noi adulti. Cioè è inutile che ci stracciamo le vesti nei confronti di questi ragazzi che, per inciso, non è che siano nati sotto un cavolo. Claudia, un'altra cosa che volevo proprio confrontarmi con lei, allora il famoso leitmotiv è Dio, patria e famiglia. Allora se io non credo in Dio, se io non ho patria, se io non ho famiglia, non è che la scuola possa risolvere tutti i problemi se riesco ad arrivarci. Però c'è il mondo del volontariato. Come mai questi ragazzi sono molto lontani dal mondo del volontariato? Io parlo nel mio territorio, invito tantissime associazioni e c'è questa veramente scarsità di giovani
nel mondo del volontariato, a parte qualche piccola realtà, ma quasi tutti sono senza volontari giovani, eppure sono anni che si va nelle scuole, appunto, che si fa la solita lezione, ma vuol dire che questa non produce l'effetto che noi speravamo. Prego Lodi. Ma allora, non ho tutti gli elementi per dare una risposta compiuta. Sicuramente incide il fatto che di solito i ragazzi che fanno volontariato sono anche quelli che nell'orario extrascolastico sono più impegnati. Oggi i ragazzi quando escono da scuola hanno 1, 2, chi 3 attività, hanno delle giornate che sono pienissime e riempiamo le giornate di attività sempre per paura che poi si annoino e che quindi scoprano la parte brutta dell'esistenza, e quindi è difficile che abbiano anche il tempo per fare volontariato. Guardi, l'ultima iniziativa che sto portando avanti è quella appunto di un evento sulla prevenzione, che parli specificatamente di prevenzione e che ha come protagonisti i ragazzi fra i 16 e i 23 anni, e ce ne sono che hanno accettato di coordinare e organizzare questo, chiamiamolo festival, quindi si trovano. Però è complicato riuscire a gestire i tempi, perché il lunedì sono impegnato con la pallavolo, il martedì c'ho pianoforte, il mercoledì devo prendere il diploma dell'inglese. E tutti i giorni della settimana sono così, il weekend c'è la partita e poi devo studiare. Purtroppo è un insieme di cose. Ma io non la vedo mica come lei, Lodi, perché io sento anche dagli esperti che abbiamo giovani molto chiusi in casa, giovani che non escono, giovani che veramente si confrontano solo con il cellulare, con questi mezzi, con i social. Allora il tempo lo trovano per fare questo? Come mai allora, Lodi? Trovano il tempo per socializzare con questi strumenti infernali? Allora, questo è un altro aspetto, ma anche qui ribadisco, mi dispiace dirlo, la responsabilità è sempre nostra, nel senso, oggi, e questi sono i dati, quando sono piccoli i figli tendiamo ad adultizzarli notevolmente. Guardiamo quanto sono splendidi, imparano a leggere che hanno 3-4 anni, vanno in giro, vanno a fare la spesa, eccetera eccetera. Dopodiché quando diventano adolescenti e cominciano a scontrarsi con l'autorità genitoriale, cosa che è assolutamente normale, ci spaventiamo e allora nasce tutto questo fenomeno di cosiddetta dipendenza da internet, per cui basta che un ragazzo sia sul cellulare a chattare con gli amici, oddio mio figlio è dipendente da internet. Teniamo sempre presente che molto spesso la prima foto che un essere umano ha sui social è quello dell'ecografia prima che nasca, postata dai genitori. Tutte le foto che i genitori postano sui social dei propri figli danno l'esempio ai figli di come ci si deve comportare sui social. Ribadisco, lo so che è banale, però dobbiamo sempre tenere presente che i figli non nascono sotto i cavoli. Loro imparano non tanto da quello che gli diciamo, ma da quello che noi facciamo. Quindi è vero, c'è anche un problema di ritiro sociale che esula dal discorso dell'uso dei cellulari. Gli abbiamo insegnato durante la pandemia che era cosa buona e giusta che loro tenessero i contatti col mondo reale attraverso i social, per poi dirgli però adesso siete dei dipendenti. Ci vuole anche un equilibrio nostro nel giudicare i loro comportamenti. Noi che abbiamo costantemente il cellulare in mano, ma nel nostro caso è giusto perché lo usiamo per lavoro, nel loro caso è ingiusto perché lo usano magari per chattare con gli amici, quando in realtà a quell'età l'amico è fondamentale, è una parte fondamentale della loro crescita. Non sto dicendo che non esistano i problemi, per carità, dico semplicemente che noi tante volte generalizziamo, per dirne una, facciamo un sacco di cose contro la dipendenza da internet, che è una patologia che non esiste, perché dipende da 1000 fattori. Cioè, c'è un utilizzo di internet e dei social che è sano, c'è un utilizzo che è malsano, ma anche l'utilizzo malsano dei social non deriva da un difetto del bambino o del ragazzo che li utilizza, deriva dal difetto dell'algoritmo, che non è pensato per la salute mentale dei bambini e dei ragazzi, ma è pensato per far sì che loro rimangano incollati ai social, cosa che facciamo anche noi adulti. Questo è un po' il problema, cioè
la si può girare finché vuole, ma i protagonisti di tutto questo restiamo sempre noi adulti. Ho capito io, ma allora se questo ragazzo non ha la fortuna di avere dei genitori adulti, perché purtroppo funziona così, certo. Ecco, chi è che deve prendere in possesso di questo ragazzo? Questo ragazzo deve crescere, non c'è niente da fare, deve avere chi cerca di prenderlo per mano e accompagnarlo in un percorso, e non si può delegare tutto alla scuola, Lodi, perché veramente ormai è colpa della scuola, e la scuola, e la scuola. Lei sta dicendo invece che tutti quanti dovrebbero fare la propria parte, ma se io la famiglia non ce l'ho e non ho la fortuna di avere quella scuola che mi prende per mano, dove vado? Allora, sicuramente i problemi non è che spariscano, ci sarà sempre qualche persona problematica, adulto o giovane che sia. Io le posso citare un piccolo esempio. C'è un progetto che è nato negli Stati Uniti nel 1962, si chiama Perry Per School Project, che ha coinvolto tutta una serie di bambini e famiglie problematiche, soprattutto di colore, e questo progetto è finito dopo 2 anni e nel corso del tempo hanno fatto vari controlli per vedere se le cose continuavano ad andare bene. Ecco, l'ultimo si chiama follow up, cioè l'ultimo controllo che è stato fatto a distanza di 50 anni e ha preso in considerazione gli ex bambini che avevano partecipato, che avevano un'età fra i 3 e i 6 anni, e i loro figli. E pensi un po', le competenze che avevano appreso fra i 3 e i 6 anni sono rimaste elevate in quelli che poi sono diventati adulti e sono state trasmesse ai figli. Cioè, i programmi di prevenzione che funzionano di più sono quelli che coinvolgono anche gli adulti. Noi pensiamo sempre di dover solo insegnare ai ragazzi come si sta al mondo, dimenticandoci che quando eravamo giovani noi le abbiamo fatte di tutti i colori, obiettivamente. Quando invece noi dovremmo essere i primi a essere abbastanza umili da sapere che non si nasce genitori, non nasciamo con le competenze del genitore perfetto, non esiste il genitore perfetto. E quindi se riusciamo a comprendere che dobbiamo avere l'umiltà di metterci in gioco noi per primi in questo mondo che evolve alla velocità della luce, ecco, allora possiamo fare qualcosa. Chiaramente senza adulti di riferimento, soprattutto i genitori, ma non solo i genitori, non andiamo da nessuna parte. Lodi, l'ultima domanda perché siamo in chiusura. Lei parlava di prevenzione, ma non è che forse il garante dovrebbe fare prevenzione? Esiste il garante specialmente sulla privacy in Italia per veramente cercare anche di mettere a riparo queste fragilità che non si rendono conto di quello che fanno? Cos'è il garante per lei nel 2026 in Italia? Questa è una domanda da $1 milione. Il garante, se parliamo di temi legati a tutto quello che è l'online, è una figura fondamentalmente simbolica, perché ripeto, chi la fa da padrone sono gli algoritmi e lì il garante non ha molto, purtroppo non ha alcun potere. Cioè l'unica cosa che può fare è vietarlo o fare come succede in alcuni paesi, so che sta succedendo in Olanda e anche negli Stati Uniti, stanno portando avanti delle cause contro Meta e le grosse major di internet proprio per combattere il fatto che gli algoritmi oggi non sono funzionali per la salute mentale soprattutto dei giovani. Di più non mi sento di dirle, anche perché non sono un legale, quindi non... Da questo punto di vista sì, no. Però capisce che se continuiamo a dire che la colpa è sempre di qualcun altro, qualcuno dovrebbe prendersi la colpa, visto l'istituzione che rappresenta, questo garante che dovremmo avere specialmente per quanto riguarda la fragilità. Infatti lei ha detto purtroppo, ecco, questo garante non c'è o non fa quello che dovrebbe fare. Ecco, dobbiamo mettere delle figure che veramente devono proteggere anche questa privacy di questi ragazzi che da soli invece, specialmente navigando, stiamo facendo molto male. Io ringrazio veramente Riccardo Lodi, Sole Italia, avete sentito la prevenzione che sta facendo anche Riccardo Lodi per veramente cercare di aiutare queste fragilità che sono i nostri ragazzi, ma forse anche le famiglie. Grazie Lodi, salutiamo grazie anche Parma e andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ecco, questo è l'assegno che io consegno al signor Overato Renato, che è il fondo Veneti Schiacciati dalla crisi, sperando
che questo signore trovi un lavoro e finalmente riesca a trovare la serenità. Questo è il primo piccolo contributo che noi, nel nostro piccolo ma grande cosa, stiamo facendo. Prego Renato. Grazie. Ecco, lei cosa farà oggi? Riceve l'assegno, cosa farà con questo soldi? Innanzitutto ringrazio Mirella Tuzzato e voi tutti di quanto state facendo per me. E questi soldi ho tutti i debiti da pagare, cioè le bollette, ho diverse spese, diciamo, di cui cerco insomma di far fronte e ancora ringrazio tutti chi di dovere, grazie mille. Eccoci qua, siamo a Quarto d'Altino da Vincenzo Soci. Ciao Vincenzo, tutto bene? Purtroppo nessun lavora, abbiamo lo sfratto tra poco, tra un mese. Quanti figli avete? 4 figli, e i miei genitori. Nicolas, il più grande, che ha 25 anni, Ambra che ne ha 22, Emily 18 e il piccolo Sebastian 11. Che Sebastian è quello per la quale io sono arrivata subito, perché ci sono dei problemi con Sebastian. Sì, infatti, sì, perché una volta che noi andiamo via da qua che non troviamo un posto dove andare, purtroppo il sindaco ci ha detto che lui viene messo una comunità, una casa famiglia, non si sa. E noi grandi ci arrangiamo come possiamo, insomma. È successo che da luglio del 2011, praticamente, dove lavoravo io, che lavoravo al porto a Marghera, hanno cominciato a perdere delle commesse di lavoro, per cui il lavoro è venuto a mancare e sono rimasto a casa. Poi ho trovato qualche lavoretto a qualche periodo, un mese, 2 mesi, ma non è una cosa continua e fra l'altro non pagano e si è sommato tutto e siamo arrivati a sto livello qua, a sto punto qua, insomma. Purtroppo siamo arrivati quasi al punto di non ritorno. Non vorrei trovarmi, insomma, con un figlio in meno, lo sappiamo. Poi quando si comincia è una cosa. Cos'è che ti fa fare questa fatica? Cos'è che ti disturba per. C'è un qualcosa, dai. Ho tanta paura che i miei non trovano la casa. Sei contenta, Cinzia? Ok, grazie. Veramente. Cosa vuoi dire ai telespettatori che hanno pensato di aiutarvi in maniera così generosa? Grazie a tutti, vi ringrazio, a tutti gli spettatori e in bocca al lupo a chi ha i problemi come i nostri. Vi ringrazio tutti, in special modo Rete Veneta, tutti i telespettatori che ci hanno dato una mano concreta. Eccoci qua, siamo arrivati a Padova, in via Ristori, da Giuliana Bosello. Ciao Giuliana. Salve. Rete Veneta è arrivata. Sono un po' emozionata. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Quando l'anno scorso io sono rimasta senza lavoro per 1 anno e mezzo, un po' il mio ex marito mi ha aiutato a pagare le bollette, ma ragazzi, cioè, ti entra nella testa un meccanismo che non è da poco, se non hai una forza interiore non è facile. Giuliana faceva la commessa, ma poi la crisi e i tagli al personale, senza più un lavoro, ha imparato a fare a meno di molte cose, ma mai della sua determinazione. Si taglia tutto. Cioè io stavo a casa, non c'è più spazio per, ma magari anche per andare una giornata in piscina, per togliersi le tensioni, tutte queste cose, si taglia tutto, per cui cibo e bollette e basta. Anche per lei l'assegno di Rete Veneta, la solidarietà fatta di piccoli gesti di tanti telespettatori che hanno contribuito a dare speranza a uomini e donne che come Giuliana hanno perso il lavoro. Ecco qua Giuliana. Grazie a te. È con grande piacere, sai che te lo diamo veramente, ma proprio veramente con grande piacere. E grazie anche a tutti i telespettatori che sono delle persone che sanno, che sentono cosa vuol dire in determinate situazioni. Ce l'abbiamo fatta, vai! Un messaggio che vorresti dare a queste persone così in difficoltà come te? Cos'è che vorresti dire? Le prime parole che mi vengono di getto dal cuore? Dai. Non arrendersi mai. Brava.
non posso dire parole volgari perché una signora non le dice. Non si possono dire. Esatto, però bisogna avere la forza di andare avanti. Allora io prima di salutarti volevo consegnarti, regalarti, anche se un po' scippata, questa rosa, segno di amicizia, che tu lo sai che la rosa. E poi perché tu sei una rosa, perché sei così solare come questa rosa gialla. Guarda, così il tuo sorriso proprio rincuora. È il mio. Ecco. Un'accia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame.